Questo gran silenzio quasi fa rumore, sono ancora sveglio e sto ascoltando il cuore. Fuori nell'immenso domina la notte, mentre i miei pensieri fanno ancora botte. Quale strada ha scelto questo mio destino? Sapere dove andrò, come un vento con gli alberi vedrai muoverò. Sfiorerò le ginestre giù per 1000 sentieri. Dormi amore, non ti svegliare, no, non temere. Con altre mani ti accarezzerò, con l'aiuto dei gabbiani disegnerò impossibili figure che potrai interpretare. Dormi amore, non ti svegliare, no, non temere. Con altre mani ti accarezzerò, io ci sarò, ovunque tu sarai, il mio respiro sentirai. Dietro la finestra 1000 luci in cielo, io che da bambino ero in cima a un melo. Brividi di freddo questo mio pigiama, forse un po' leggero oppure il cuor che trema. Quale strada ha scelto questo mio destino? Sapere dove andrò, con il vento sulle fronde per te suonerò. Nel silenzio della notte le canzoni che amavi, noi due soli, tristi e sereni, ma ancora uniti. Con altre mani ti accarezzerò, con le braccia spalancate laggiù volerò, scivolando nelle valli tra le verdi colline. Dormi amore, non ti svegliare, tra poche ore io con un bacio ti risveglierò, ovunque sarai, accanto a me ritroverai. Dietro la finestra 1000 luci in cielo, io che da bambino ero in cima a un melo. Brividi di freddo questo mio pigiama, forse un po' leggero oppure qualche treno. Quale strada ha scelto
E questa mattina abbiamo accontentato anche la nostra Giusy che voleva sentire questa canzone, perché tutti i desideri vanno, se si può, veramente fatti, reali, realizzati, e noi l'abbiamo realizzato quello della Giusy che voleva sta canzone stamattina, perciò a posto. Ma quello che io volevo capire, e poi vedremo anche tante immagini, queste tradizioni, i valori, il rispetto della persona, l'etica, sono tutte cose che vorremmo trovare o regalare quando facciamo le calze della Befana, specialmente a quelle persone che, specialmente in politica, si sono dimenticati il ruolo che dovrebbero coprire. Il ruolo che dovrebbero coprire è questa grande famiglia, questi italiani che sono allo sbando totale, non sanno più cosa votare, dove votare. Poi ci sono i faraoni che non vogliono andare a casa perché si sono accorti che sono poltrone importantissime. Soprattutto questa montagna di soldi che arrivano e che noi non sappiamo niente, perché non è possibile che ci sia un faraone che decide di spendere questa montagna di soldi, poi se ne va, il buco resta e noi paghiamo, noi, Scarpa Grossa dopo paga, tutto quello che non sarà veramente ottimo, perché ci sono le ciambelli che non escono col buco anche sulle grandi infrastrutture. Vorrei parlarne questa mattina con un ospite gradito che è Michele Favero, segretario Indipendenza Veneta. Allora, come commenta quello che ho detto? Cosa sta succedendo in politica? Intanto, fra poco le europee. Buongiorno a tutti, buongiorno Mirella e grazie dell'invito. Guarda, io consiglio, prima cosa, di leggere un libro scritto da Alessio Morosin dal titolo Democrazia, per capire che cos'è la democrazia e che cosa non è più oggi la democrazia. Se guardiamo anche l'etimologia della parola, no? Dal greco, demos, crazia, popolo, potere, potere del popolo. Di fatto oggi noi abbiamo una democrazia rappresentativa che rappresenta solo se stessa, come scrive Alessio, e che rappresenta una classe elitaria completamente distaccata dal popolo, che bada solo ai propri interessi e basta. Perché sai, è difficile comprendere che cosa significa vivere con 1.500 euro al mese quando se ne guadagnano 15.000 senza poi dare dei risultati concreti, perché questo dobbiamo dire. Pensiamo solo una cosa, stiamo parlando di una manovra economica stimata intorno ai 24 miliardi di euro e abbiamo 85 miliardi di interessi passivi. Il prossimo anno saranno 100 miliardi, ciò significa che il residuo fiscale di Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna servirà solo per pagare gli interessi passivi. Vorrei chiedere alla classe politica attuale che cosa avete fatto oggi per trascinare questo paese, che è il più bello del mondo, in una deriva così pericolosa che ci vede quasi protagonisti, diciamo in negativo, come la Grecia, dimenticando una cosa, che la sola provincia di Vicenza ha il PIL della Grecia. L'Italia non è la Grecia, e soprattutto il Veneto, perché il Veneto non merita di essere portato nel baratro da questo paese che si chiama Italia, ahimè, che si chiama Italia non per colpa del popolo e della classe e delle tante nazioni che compongono l'Italia, ma di una classe dirigente e classe politica che non è stata in grado di fare nulla se non tutelare la propria, il proprio tornaconto personale, perché di fatto questo hanno fatto. E sai, vivere con lo stile di Eliogabalo, così tanto per citare un imperatore romano, e far finta che poi il popolo in qualche modo si arrangerà, ecco, credo non sia corretto nei confronti di tanta gente. Però, scusa Favero, non è che anche questo Veneto, anche da quello che si sente ultimamente specialmente, si è in mano alle lobby, alla massoneria, che è entrata a gamba tesa, che decide, comanda. Ma se fai parte di questi cerchi riesci a trovare tutto, soldi, lavoro, qualsiasi cosa. Se non sei all'interno di queste strutture non te becchi niente, continua così. Ho sentito delle cose veramente incredibili, naturalmente non posso dirle perché bisogna vedere, verificare, ci sono inchieste intorno, però questo popolo non è così sprovveduto, tanto è vero che non va più a votare, perché se vediamo i numeri che abbiamo delle persone che non votano più 1 fa 2, perché non ci credono più in questa politica, che si ritrovano in questi politicanti, molti, non tutti, perché ce ne sono anche di bravi, che invece di fare
veramente di supportare questa Italia meravigliosa che abbiamo, questo bel paese, hanno fatto di tutto per distruggerle, hanno azzerato completamente la classe operaia, hanno azzerato gli artigiani, i piccoli industriali, adesso stanno azzerando, ecco perché forse, io lo dico sempre, si sta creando una lobby internazionale a mio livello del mondo del volontariato, diventerà una multinazionale sempre col faraone sopra. Ecco, non le sembra che forse, ecco, questo popolo avrebbe bisogno d'altro? Perché io quando ho gli ospiti di tutti i partiti, tutti quanti dicono bisogna cambiare, abbiamo bisogno di persone competenti, dobbiamo veramente rivoluzionare quello che è il sistema anche elettorale, ma non si fa niente. Non mi sembra che l'autonomia 2270 giorni, però non mi sembra che domani ce l'avremo, e che autonomia avremo. Mi sembra di più che si senta parlare di presidenzialismo. Cosa dice? Ma hai toccato dei tasti che condivido al 100%. Innanzitutto, chi porta avanti l'autonomia non è il padre naturale di questo progetto, perché senza supponenza lo siamo noi. E serve la politica del territorio, servono i partiti del territorio, perché a Roma ci ha sempre considerato delle province e sempre sarà così. Per Roma noi siamo dei piccoli contadini sparsi in tutto il loro regno, che devono produrre per pagare poi le provvigioni a chi vive del lavoro altrui, perché questa è la politica italiana, ma tante istituzioni fanno questo, istituzioni che sono obsolete, stati nazionali ottocenteschi che dovrebbero sparire perché non servono più, e invece si pretende che da una parte ci sia sempre, diciamo così, l'iter da seguire, no? Tanto per dirne una, il Quirinale costa 3 volte Buckingham Palace e 2 volte l'Eliseo, perché non si taglia anche lì? Ma per fare un piccolo esempio, perché ci sono pensioni di burocrati dello Stato che arrivano anche a 600.000 euro l'anno, quando mediamente la pensione per tanta gente che ha sacrificato tutta la vita nel lavoro non arriva neanche a 1.000 euro al mese? Ma poi, Fabio, quello che traspare anche da questi giorni, scusa se facciamo queste parentesi, ma il tempo vola e le domande sono tante, poi c'è anche la telefonata. Ma come si fa un ministro con la scorta e non sai neanche perché? Ma cosa costa una scorta? E perché la scorta nel silenzio totale anche delle opposizioni? Ma perché non si verifica? Ma non sono quelli i numeri che interessano, non sono quelli che possono cambiare l'Italia. Beh, intanto vediamo, visto che sono soldi nostri che paghiamo, perché questo ministro ha la scorta, dove va con la scorta, cosa fa, quanti uomini. Perché io sono veramente scandalizzata del silenzio su cose che invece non interessano, perché adesso abbiamo sentito pistole che sparano da solo, nessuno ha sparato, la pistola spara da sola, feste con le scorte, ma a noi sto cittadino cosa deve fare? Rinaldo, vai Rinaldo! Ciao Mirella e buongiorno a Favero. Buongiorno. Sono contento che l'avevi portato a Favero, per dire la verità, è l'unico politico che l'ho sentito parlare. Ciao Mirella e buongiorno a Favero. Sono contento che sia qua. Questi sono i veneti, questo è un veneto, noi altri siamo veneti. Sulla bandiera che avevamo Salvini, ma dove ci attacchiamo Salvini? Cosa fa il Veneto Salvini? Fa l'autonomia, facciamo schifo anche noi altri, perché 7 anni che aspettiamo questa autonomia. Noi ne calcola neanche, e siamo 2-3 milioni di persone qua in Veneto, non siamo spicci, va bene? I nostri politici, cada via Favero, non hanno mai parlato, sta zitti, aspettiamo gli ordini da Salvini che vuole fare il ponte in Messina e quando le strade rotte con i busi e a povera gente che neanche non mangia. Perché 1.500 euro non li dà a tutti. E il caso di riposo che ti parlavi, perché ti ascolto fino ai alpinetti, va bene? E il caso di riposo è un trucco, no? Perché gli dà un mentana di 70 euro al mese, ma un pensionato che dà 700 euro non va su una casa di riposo, perché su una casa di riposo ne vuole 3.500 al minimo. Come fai a risolvere questo problema? Io vado ai fiori, così metti in crisi non solo che il pensionato, anche i fiori che bisogna che metta e assunta si è possibilità. Una volta in casa di riposo non si pagava tutti questi spesi, va bene, i pagano 5-6 mila al mese, chi gira, è una vergogna. Lo Stato dovrebbe aver fatto delle case di riposo per la povera gente, ma non buttarli sui flabussini.
a metterli a suo agio, chi vive gli ultimi anni tranquilli, ma chi i vecchi, ma i vecchi cosa se ne facciamo? Se ne fosse stati i vecchi, non vi sarebbe sto benessere, perché finì la guerra che sono nato lì, va bene? Non avevamo niente, il Veneto non aveva niente. Non come adesso chi butta via tutto, Mirella. Una volta andava a buttare via tutto, qua Panghesini e vecchia, si usava cartone, strasse, e io non vedeva, non vedeva niente. Non avevamo scarpe, non avevamo neanche da mangiare. Mangiavamo il formaggio usato perché hanno marcia chi ne dava a scuola. E ora non ci ricordiamo più i nostri vecchi cosa che ha fatto per portare il Veneto così alto. E ora a sé che comandi i Veneti e anche alla Lega, va bene. Ma perché non li facesse? Sto Salvini lo cade via dalle bandiere innanzitutto, perché con le onde Venezia non c'è niente che vede, e Venezia era serenissima. Non erano i primi arrivati, Mirella, va bene, te a lavorare perché... Grazie Rinaldo, abbiamo sentito le riflessioni di Rinaldo che ieri avevamo il centralino veramente intasato. Allora, come rispondiamo Michele Fabro, questa Lega che non riesce ad arrivare alla doppia cifra? Intanto grazie al signor Rinaldo per le belle parole e poi condivido ogni cosa che ha detto perché la verità è questa, insomma, no? Ma tutti i partiti nazionali e adesso ancora più nazionalisti considerano poi, come ho detto prima, il Veneto una semplice provincia. È una provincia dell'impero, ma non gliene può fregare di meno, primo perché non la conoscono, perché è già difficile che a Venezia si conoscano le realtà di questo Veneto che ha un sacco di peculiarità diverse tra loro. Se prendiamo Jesolo, non ha le problematiche di Cortina, evidentemente. Verona non ha le problematiche di Treviso, perché il Veneto, seppur, diciamo così, tra virgolette, piccolo, poi alla fine ha delle peculiarità completamente diverse, perché abbiamo il mare, abbiamo il lago, che è il più grande d'Italia, abbiamo le montagne più belle del mondo, che sono le Dolomiti. Non manca niente. Non manca niente, però siamo riusciti comunque a impoverire il Veneto, perché che ne dica qualcuno, no? E non faccio il nome, in Veneto è stato calcolato il 17% dei veneti vive in povertà relativa e buona parte sta arrivando alla povertà assoluta, che significa non essere in grado di mettere assieme il pranzo con la cena. E tu che sei la ministra del Veneto del welfare, perché sei tu la ministra che gli altri non contano niente, tu Mirella, lo sai bene. Sì, allora, sti numeri qua, no, ma è inutile parlare ancora di ricco nord-est, non esiste più il ricco nord-est. E ha ragione Rinaldo, dovremmo portare rispetto agli anziani, perché se siamo qui oggi lo dobbiamo soprattutto a loro. Giusy, e invece vai, manchiamo Giusy. di rispetto. Buongiorno tuo ospite, Mirella, ti ringrazio tantissimo perché è sempre una bella canzone, ma non l'avevo mai sentita neanch'io. Allora, volevo salutare anche il tuo ospite che l'ho visto ieri sera da Baccialli e non volevo parlare di Fedez, ma quando ho visto l'orribile scena del gioco di buttar via la verdura nel supermercato per il suo compleanno, l'ho già escluso, lo avevo escluso anche prima perché non è che mi interessasse tanto, però una cosa del genere non si doveva neanche far vedere in televisione, ma meno male che l'hanno fatto vedere, che allora noi possiamo dare anche un giudizio. Ecco, sono indignata perché dopo ha detto ma la verdura dopo la facciamo insomma, gliela diamo a questi anziani, a questi poveri, ha detto. Speriamo che abbiano finito di sbandierare i loro milioni, perché sbandierarli così non ho mai visto da nessuna parte. Vi ringrazio. Quello che preoccupa, Giusy, non è in quanto sbandierare i milioni, è che, come io dico da tanti anni, si dovrebbero fare i controlli dove dovrebbero essere fatti. Io ho avuto il controllo al Banco Solidale della Comunità Europea, fatalità, Chi è che sono andati a pescare? Una delle, naturalmente abbiamo ricevuto anche i complimenti perché hanno detto veramente che hanno trovato non a posto di più, però capite dove hanno cercato di colpire. E come mai il piccolo? Perché
quel piccolo che dice la verità, quel piccolo che sta cercando di battersi per aiutare il prossimo, senza guardare i colori, ma guardare le persone, le esigenze, cosa offre il territorio, cosa non offre, cercare di supportare, dà fastidio. Dà fastidio perché al politico interessa la sua visibilità. Se tu non fai parte della sua visibilità, lui cerca di cancellarti, perché la sua paura è che tu riesca ad arrivare e metterlo da parte, senza tenere conto quello che stai facendo, dove tu vuoi mirare, perché la storia è quella, basta leggere la storia delle persone, delle associazioni e capisci. Allora tutto questo pandemonio che sta succedendo con questi influencer adesso si sono accorti? Cioè non è che prima si possono fare dei controlli, è come sui generi alimentari, all'improvviso vedi ritirato dal commercio quel prodotto, perché? Ma lo ritiri dopo che l'hai messo nel commercio? Cioè qua arriviamo sempre dopo, le grandi morti e prevenzione dopo. Ma vi sembra che un paese possa andare avanti in questa maniera? Ma vi sembra che questo parassitismo che continuiamo a pagare, invece di pagare veramente chi lavora, chi ha lavorato, ed è giusto dare loro una dignità, continuiamo a pagare i parassiti, ma non con pochi euro, con migliaia e migliaia di euro che non fanno niente? Ma vi sembra normale? Ma vi sembra che dovevano proprio qua nel Veneto sorgere tutti questi banchi alimentari, queste associazioni di volontariato per supportare quella politica che non riesce ad arrivare perché i soldi vanno tutti da un'altra parte? Queste fragilità che io continuo a dire tutte le mattine, che non interessa a nessuno. Ieri ho visto una mamma, dicevo a Michele Favero, come piangeva, sua figlia deve andare ancora a scuola da ottobre perché la vogliono mettere in una scuola, in una classe speciale. Sapete cosa sono le classi speciali? Sono classi dove non ci sono libri, non c'è niente, ti fanno fare qualcosina. Ma questa mamma diceva, ma Mirella, mia figlia è normale, ha solo un problema. E questa ragazzina che ormai ha 14 anni gli ha detto, mamma, ma come finirà la mia vita? Cosa farò della mia vita? Capite che non gliene frega niente a nessuno di queste cose, di queste mamme? Ma cosa vuole sta mamma? Ma cosa vuole la Mirella? Ma che prepotenti, che arroganti che sono! Capito cosa poi mettono davanti? Perché? Perché il loro obiettivo è un altro, è la loro poltrona, la loro visibilità. Non sto parlando di tutti, sto parlando delle volte dove noi ci affacciamo proprio alla finestra. Scusa, posso entrare? Prego. Ma è vero, Mirella, io porto il caso tra i tanti anche di Elisa Trevisan con il figlio Ettore. Ogni mattina il papà deve sospendere il suo lavoro e recarsi a scuola perché non hanno un assistente e siamo nel Veneto. Allora dov'è la sensibilità anche delle istituzioni venete? Se non riusciamo a dare un servizio alle persone cosiddette meno fortunate, perché ricordiamolo, visto che c'è stato anche un appello del Presidente della Repubblica che a parole è bravissimo, dov'è l'atto concreto di aiutare le famiglie che hanno bambini disabili, che tra l'altro, ripeto, sono diversamente abili ma sono migliori di tanti altri? Ettore usa ad esempio il computer, il PC, meglio del sottoscritto, tanto per fare, ma non è una battuta, è una realtà. E allora diamo la possibilità a queste persone, perché sono esseri umani e la politica l'ha dimenticato, come lo siamo noi, con le stesse capacità addirittura migliori, e sono sfortunati perché hanno magari qualche abilità, diciamo così, diversa dalla nostra. Però non gli viene fatto nulla perché quando si dice concretezza bisogna stanziare delle risorse. Inutile dire a parole aiutiamo i disabili e poi non si fa nulla per loro perché i soldi vengono accantonati per altri scopi. Mi piacerebbe vedere una volta pubblicato, no, il bilancio del Quirinale con le paghe che hanno. Tanto così per fare un esempio, Mirella, mica per polemica. Ma perché vai così lontano, Favero? Non stai ancora un po' più? Andiamo in regione a vedere? Anche in regione, per vedere poi dove vengono stanziati sti soldi, no? E cari politici anche della regione, perché il Veneto,
che ha queste possibilità economiche, che ha questo residuo fiscale, non batte cassa ogni tanto e dice: scusate, noi abbiamo delle persone con gravi problemi a casa che devono destinare il 50% del loro reddito per sostenere una famiglia che ha gravi problemi. Abbiamo bisogno di trattenere qui le nostre risorse. Perché nessuno fa questo? E parlate di un'autonomia che tutto sommato è un trasferimento di competenze da Palazzo Chigi a Palazzo Balbi che non porterà nulla, qualora si facesse, in più ai veneti. Allora da Venezia a Treviso, adesso andiamo a Padova, andiamo da Maria da Bovolenta. Ciao Maria. Ciao Mirella, intanto buon anno. Grazie, e un buon anche a te. anno al signor Favero. Ecco. Grazie. Niente Mirella, niente signor Favero, io volevo appunto parlare di questa autonomia e della dipendenza. Io ho sempre votato la dipendenza e ancora la voterò. E quindi non è giusto che aspettiamo almeno l'autonomia, che non la vogliono dare. Ma perché non la vogliono dare? Se si aspetta sui regolamenti che ci sono le carte apposta, ma perché non la vogliono dare? C'è interessi sotto, perché noi siamo una regione, signor Favero, io dico pane al pane, vino al vino. Siamo delle mucche che dobbiamo mungere per loro. E loro fanno la bella vita, loro quei soldi nostri, qua c'è gente che muoiono di fame, c'è gente che dormono in macchina come uno poco lontano da noi, ha avuto sfratto della casa, dorme in macchina. Ma è possibile che siamo trattati così e dopo ci dicono questo e quell'altro? Oltretutto ci fanno anche le battutine, non è giusto sa. Già siamo stati imbrogliati, se si ricorda, di più di 100 anni fa, signor Faber, perché mio papà mi ha raccontato tante cose, anche mio nonno, per fortuna, e io so già qualcosa. Hanno l'autonomia, no? La dipendenza, ce l'hanno già brogliata un più di 100 anni fa, grazie al signor Cavour con l'accordo di questi e di quell'altri. Noi avremmo vinto, noi cittadini. Hanno nascosto i voti, c'è stato un imbroglio già da allora, pensa quanti imbrogli che ci sono stati fino adesso. Dai, signor Favero, la lascio, chissà che almeno l'autonomia ce la danno, perché ci aspetta di diritto, che messo sulla Costituzione. Io non so i folchi là a Roma cosa stanno combinando. Ecco, va bene signor Favero, ciao Mirella, buon anno a tutti, buona giornata. Grazie, la nostra Maria da Bovolenta. Allora io leggo quasi sempre la Costituzione perché mi sembra anche utile anche capire a casa, vorrei capire quanti politici l'hanno letta la Costituzione, noi politicanti, noi politici. Allora leggiamo l'articolo 52. La difesa della patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino né l'esercizio dei diritti politici. L'ordinamento delle forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica. Articolo 53. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Qua voglio Favero. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività e poi ci sono tutti i comma. Allora, rileggiamo Favero. Non lo so tutti bene, lo so a memoria. Sono tenuti a concorrere, ma a casa no. Articolo 53, scrivete. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Fermo. Allora, questo è chiaro. Io ti do i soldi perché devo farlo, certo, per un bene mio, un bene di tutta la comunità italiana, però tu mi devi spiegare dove vanno questi soldi che io ti do, perché io te li do sperando di migliorare le condizioni del paese. Ma mi sembra che queste cose non la sentono, prendono tutta questa montagna di soldi che arrivano sempre, comunque, anche se nessuno intacca questa veramente pressione fiscale che abbiamo, i grandi non pagano, il piccolo fino all'ultimo centesimo e continuiamo. Certo. Però la trasparenza dei soldi, quella sì, tu non puoi spendere i nostri soldi come vuoi tu, perché siedi una poltrona e fai il faraone. No,
tu prima mi dici cosa vuoi fare, i progetti e non mi prepari una lista di progetti fatti bene, visto che abbiamo anche questi tecnici bravissimi, dopodiché io voto il progetto che interessa di più, quello che ha il maggior numero di voti di sì, tu devi farlo. Questo dovrebbe essere il buon padre di famiglia. Cosa ha bisogno? Sentiamo il popolo, che è quello che paga, perché non paga la politica, paga il popolo. Pronti? Vai Fabio. Ci vorrebbe, per mettere in pratica quello che dici tu, ci vorrebbe la democrazia diretta. Purtroppo, ti ho detto prima, abbiamo una democrazia rappresentativa che rappresenta solo se stessa e spesso è vittima o così collusa con le grandi lobby di questo paese. Una su tutte è Confindustria, che sta dettando l'agenda politica anche del Veneto. Io non mi nascondo, non devo nascondere nulla, è la verità. Anche le polemiche sulla pista di Cortina, che ormai ci ha reso ridicoli. Non possiamo andare avanti per altri 6 mesi su una cosa che era già stata stabilita. E come? Che benefici avrebbe portato? Io ti dico sempre, uscendo anche da questo, diciamo così, da questa polemica, mettete un'agenzia delle uscite accanto all'agenzia delle entrate e fateci vedere dove vanno i soldi, come dici tu Mirella. Fateci vedere ad esempio quanti soldi state impegnando per l'Ucraina, o è segreto di Stato quello? Perché i nostri bambini non hanno le cure, i nostri anziani, come diceva prima l'altro telespettatore Rinaldo, per pagarsi, per mettersi una casa di cura dovrebbero sborsare 3.500 euro, che penso un veneto su 10.000 abbia una pensione così elevata da potersi permettere una casa, altrimenti devono concorrere i familiari. Allora fateci capire dove state gettando via i nostri soldi, scialacquando le risorse, anche perché, ripeto, il debito pubblico è arrivato a oltre 2.850 miliardi di euro. Paolo da Montagnana, vai Paolo, poi andiamo in pubblicità. Mirella, buongiorno a te e all'ospite. Buongiorno caro Paolo. Allora Mirella, sai, io sono un uomo di piazza, la mattina vado a prendere il giornale, fra pensionati si ragiona, no? Su sta politica, no? Allora no, io mi domando, no, questi qua che sa fare stipendi da favole a livello regionale, a livello nazionale, a livello provinciale, che c'è tanta gente da pagare che non ne saremo più, no? Perché non si sbassa i stipendi e paga di più i nostri medici e infermieri che sono sulle strutture ospedaliere, onde evitare che ci sfuggono nelle strutture private, no? Prima cosa. Seconda cosa, Mirella, in famiglia abbiamo avuto un problema, no? Una mia cognata ha avuto un problema, è stata 18 o 36, adesso non ricordo più, in pronto soccorso. In pronto soccorso. È una diversamente abile, te lo dico. Poi Mirella, una cosa vorrei capire io che non riesco a capire, no? A parte che per me negli ultimi 20 anni anche la sinistra ha disfatto l'Italia, ha iniziato la sinistra a disfare l'Italia secondo me, no? Questi comunisti, no, che dovevano essere per il potere operaio e invece si sono intascati, adesso parla Conte, parla Lasline, sono stati al governo 20 anni e non hanno fatto niente, hanno rovinato, sono stati quelli che hanno allungato le liste negli ospedali, quelli che adesso non fanno l'opposizione e non sono capaci di fare un'opposizione giusta. Poi Mirella, una cosa che mi ha fatto proprio, no, incazzare veramente, no, e ha fatto incazzare tutti, hanno fatto una legge per i botti l'ultimo dell'anno, non si potevano usare i botti in certi posti, adesso non ricordo se a livello nazionale avevano fatto una legge. Questo di Forza Italia, di Fratelli d'Italia, va all'ultimo dell'anno e tira fuori una pistola. Questo deve essere mandato via, questo non è un politico, questo è un mercenario secondo me, deve essere mandato fuori. Perché Mirella, ti dico, noi che siamo gli anziani che abbiamo portato un po' il paese avanti 3 anni che fa, ci stiamo incazzando veramente, perché ti stanno loro sfruttando anche sulle pensioni, sugli stipendi, non danno soldi a chi ne ha veramente bisogno. Io parlo di diversamente abili, poveretti, diversamente abili che danno 100 euro, 200 euro al mese di pensione, oppure come ho visto ieri un servizio in una TV privata, una signora con disabili, gli hanno dato diritto ma non glieli danno. Ma dove stiamo andando Mirella? Dove stiamo andando?
Ma dov'è questa politica? Ma questi politici, no? Parlo negli ultimi 20 anni, 25, la terza, quarta, non capisco quante repubbliche abbiamo avuto, no? Ma ci stanno prendendo per i fondelli? Ma cosa stanno a fare questi là a Roma? Ci sta governando l'Europa in casa nostra. La Francia e la Germania ci sta prendendo per i fondelli. E noi dobbiamo continuare a pagare sulle buste paga e loro si aumentano stipendi, fanno leggi, poi vanno all'ultimo dell'anno, tirano fuori una pistola. Ma si dovrebbero vergognare questi, vergognare. Scusatemi per le mie esternazioni, Mirella, ma ne siamo veramente stanchi un po' tutti. Buona giornata a tutti voi e buon anno. Grazie Paolo, ricambiamo il buon anno naturalmente, abbiamo sentito le riflessioni di Paolo, sentiamo come commenterà Michele Favero dopo la pubblicità. Abbiamo sentito la telefonata di Paolo da Montagnana. Michele Favero, come commentiamo? Ecco, io dico una cosa, non lasciamoci però così fuorviare anche dai media locali, perché diamo troppa importanza a questo signore, che secondo me è un poveretto, adesso diciamola così, no? Che ha portato la pistola. Ci sono tanti altri problemi, non focalizziamo tutta l'attenzione su questo aspetto qua, perché vedete, io parlerei invece, tanto per dare anche dei segnali che siamo in grado di guardare anche oltre. In Iran hanno frustato una donna perché si è rifiutata di portare il velo, hanno dato 74 frustate. Non ho visto nessuno con il velo e con gli occhi rossi andare in piazza a protestare, specialmente la sinistra, sto parlando. E queste notizie qua passano in secondo piano e sono 3 giorni che parliamo, 3 giorni, ormai 3 settimane che parliamo della Ferragni e un'altra settimana che parliamo di questo signore qua che si è portato una pistola. Però guardate alle cose più concrete per quanto riguarda la sanità. Cari signori e cari veneti, ve l'ho detto un sacco di volte, dovete votare dei partiti territoriali, perché fino a che votate i partiti di Roma, decide Roma. Anche sulla sanità, i concorsi, e su questo devo dire che mi sono fatto 4 risate guardando De Luca, che ha perfettamente ragione su questo argomento. Hanno fatto il numero chiuso e poi mettono dei test che fanno ridere veramente i bambini delle scuole elementari. E cos'è questo il messaggio che diamo? Non sono riusciti nemmeno a programmare i medici e gli infermieri che servivano. Allora, se la politica non è in grado di fare questo, dobbiamo mandarli a casa tutti. Perché oggi abbiamo dei medici che dipendono dalle cooperative bulgare. L'ho letto sul Gazzettino, non mi sto inventando niente. Medici bulgari che hanno trovato dei problemi all'utero di un uomo. Guardate che non sto scherzando, leggete, c'era sul Gazzettino. Allora, se noi siamo riusciti anche a rovinare la sanità, e in Veneto ci stiamo andando vicino perché ci sono delle liste d'attesa che qua... qualcun altro forse. Certo, qui comunque diciamo bisogna essere corretti, la sanità è ancora decente anche se abbiamo liste d'attesa che sono interminabili, ma non è la sanità di qualche anno fa. E Sandra in Italia da Padova, se non cade la linea, ma Michele, vai Sandra. Ciao Mirella e buongiorno al signor Favero che io lo vedo sempre in televisione a Rete Veneta. Grazie. E devo dire che mi trovo d'accordo con lui, è inutile che gli giriamo attorno. Hanno fatto, come dice lui, un caos con la pistola, la Ferragni. Allora, io la Ferragni, io ho un'età, ma non è che mi interessa più di tanto. Però, piano, la pubblicità è sempre stata sponsorizzata da qualche personaggio, perché fanno un contratto dopo. Se c'è stato i panettoni, i pandori e tutte queste robe qua, sarà la magistratura che andrà a vedere cosa è successo veramente. È inutile, è 15 giorni che parliamo della Ferragni. Per quanto riguarda il signore là che ha sparato il colpo della pistola, lui aveva il porto d'armi, è un fatto politico, perché chi ha il porto d'armi, io ho un amico che ce l'ha, che va al tiro al piattello, e sono severissimi qua in Italia, non è in America, fanno sempre l'esempio con l'America.
L'America, primo, ha un altro modo di pensare da noi. Qui sono molto severi, Mirella, non è che danno il porto d'armi così a caso. Allora, diciamo che lui ha fatto una leggerezza che pagherà, perché è giusto che paghi, se è stato lui, se è stato l'altro, se non è stato l'altro. È 15 giorni che parliamo di questa cosa. La sanità ha ragione, perché io devo dire una cosa, io sono di Padova, ho avuto bisogno del pronto soccorso quest'estate e devo dire che sono stata trattata bene, con gentilezza, con amore, infermieri, dottori, mi hanno messo lì, cioè è chiaro che c'è sempre qualcuno che entra e magari fa anche l'arrogante, è normale perché magari ha male e vorrebbe passare subito, purtroppo i pronti soccorsi sono pieni, strapieni. È chiaro che ci sono delle liste di attesa, però bisogna anche mettere in conto che abbiamo molti meridionali, ma non perché loro non hanno il diritto alla salute, che sono qua, perché io ho visto quando sono andata a fare una visita in ospedale che avevo bisogno, ho aspettato il mio tempo, eppure quasi 3/4 erano del sud, addirittura ho sentito che pagano l'albergo, danno il taxi, viene tutta la famiglia al seguito. Allora mettiamoci un attimo un freno, nessuno dice che tu non puoi curarti a Padova, perché Padova è sempre un'eccellenza, come Treviso ho sentito, il Capocello, però piano un attimo, certe spese, se hai un ISE veramente misero, allora sono d'accordo, ma tu non puoi farmi lo scontrino del taxi andata e ritorno per andare dall'ospedale, non so, in Piazza delle Erbe a fare il giro di turistico. Mirella, sta roba non sta nel cielo di terra, e guardi che sono testimonianze, non è che me lo invento. Dunque io sono d'accordo con il signor Favero, perché l'autonomia bisogna che ci siano quelli nel territorio, qui politici, perché è inutile, mi ricordo quando è venuto Calenda. Sandra, veloce perché devo andare avanti. A Treviso, e qualcuno anziano diceva, ma il parla bene, ma che discorsi sono il parla bene? Loro hanno la dialettica politichese, chiamiamo così. Dunque, Favero va avanti così che io la voto. Grazie anche alla nostra Sandra da Padova. Purtroppo devo correre, sapete, le telefonate sono tante, ieri non funzionava, perciò oggi veramente li lascio anche parlare un po' di più, però devo andare avanti. Allora Favero, queste persone che veramente questo cittadino non è così sprovveduto, intanto comincia a arrabbiarsi, che una volta non si arrabbiava e sono felice, certo, perché finalmente il cittadino si arrabbia, parla, dice quello che pensa, e sono veramente cittadini che usano il buon senso. Però ci sono cittadini che delle volte si innamorano di certe figure. Allora invece di guardare quello che è stato fatto e quello che è stato prodotto, guardano il Dio. Però io voglio sentire tante signore Sandra quando sarà ora di votare, quando ci sarà lo spazio nelle urne elettorali e bisognerà mettere una croce, e voglio vedere se i veneti sono veramente incazzati e voteranno indipendenza veneta, non per trovare così, diciamo, la valvola di sfogo, ma per premiare un partito che da 12 anni ma come mai non ha mai perso la propria credibilità? Cioè, spiegando, come ha detto lei, che l'autonomia è nata da voi perché è una cosa vostra, poi qualcun altro l'ha presa in mano, però è nata da voi. Tutte queste parole a favore di Veneti non avete i numeri, come mai? Perché, Mirella, il palcoscenico è diverso, con tutto rispetto. Rete Veneta è una grande televisione che ci dà la possibilità di parlare, ma quando, ad esempio, ti porgo solo un piccolo esempio, nel 2015 noi avevamo candidato l'avvocato Alessio Morosini e siamo, come tutti, avevamo diritto di andare anche su Rai 1, sulle reti nazionali, ci è stato impedito. Perché? E tu capisci che su 5 milioni di veneti, facciamo conto che siano 3, che hanno diritto al voto e che guardano la televisione, un conto è essere sulle reti nazionali, un conto è essere sporadicamente su reti locali. C'è un palcoscenico diverso, ci sono interessi diversi, ci sono i media che trattano anche i candidati che dovrebbero avere lo stesso valore, dovrebbero partire dallo stesso, diciamo così, punto di partenza in modi completamente diversi. Non è la stessa cosa andare da Bruno Vespa, tanto per fare un nome, andare
dà del debito su Italia 1, eccetera. Il Veneto allora ma il Veneto vota purtroppo quello che vedi in televisione e tanti veneti sono ancora narcotizzati, tanti veneti portano ancora il vessillo del tricolore, parlando del tricolore, e non sanno neanche che cosa significa quella bandiera, che è una bandiera della Cispadania, regalata da Napoleone Bonaparte, che non c'entra niente con la nostra terra. Tanti veneti, se tu chiedi oggi, andiamo fuori da questo studio, andiamo a Treviso e andiamo a chiedere quanti dogi ha avuto la Serenissima, forse un veneto su 10 ti risponde. Se chiedi l'ordinamento giuridico che aveva la Serenissima, se chiedi chi erano gli avogador del comune, tanto per fare degli esempi così, nessuno ti risponde, perché la nostra storia non viene insegnata, ma su tanti altri aspetti, voglio dire. Allora, mancando la cultura, che è la cosa determinante che potrà fare in modo che i veneti si innamorino della propria terra, perché c'è una grande differenza tra essere nati in Veneto ed essere veneti. Ma la nostra storia, la nostra cultura ci è stata negata volutamente dallo Stato. Il plebiscito truffa, cui accennava prima la signora che ha chiamato pochi Sandra. minuti fa, ecco. No, Sandra era da Bovolenta, se non sbaglio. Maria. Il plebiscito truffa del 1866, no? Con questi 69 voti contrari per andare, diciamo così, sotto il Regno d'Italia, è palese che sia stata una truffa, che è stato imposto, anche perché il passaggio del Veneto all'Italia era stato deciso a tavolino 2 giorni prima. Anche su queste cose qua, pochissimi veneti conoscono la vera storia. E allora, quando non si conosce la storia, lo diceva anche Indro Montanelli, un popolo che non conosce la propria storia non è destinato ad avere nessun futuro. Allora il mio invito è ai veneti: documentatevi su chi è la Serenissima, ma non perché dobbiamo ritornare alla Serenissima Repubblica, ma per l'insegnamento che ci ha dato, che è valido ancora oggi. Tanto per farvi un esempio, le cariche nella Serenissima, fatta esclusione per il Doge, che aveva comunque poteri molto limitati, duravano da 6 mesi a 18 mesi, non 5 mandati, cari veneti, non 5 mandati. Livio, vai Livio. Buongiorno al signor Favero. Prego. Buongiorno. Dunque, volevo sapere da lui, per le prossime elezioni vi presentate la vostra lista, si presenta anche per le elezioni comunali? Prima domanda, oltre che per quelle europee, per quelle regionali, eccetera. Poi una seconda cosa, quello che ha detto prima è perfettamente giusto, cioè gli italiani alle elezioni, le prossime elezioni di qualunque tipo siano, andranno in pochi a votare perché non hanno più fiducia nei partiti, ma avrebbero la possibilità di poter cambiare. Anche se non ci credete, ma provate a cambiare, provate a cambiare, a mettere qualcosa di nuovo. Io sono esterrefatto da queste scelte, non riesco a capire come gli italiani ragionino, insomma. Sono proprio si vogliono suicidare con le proprie mani. Ecco, volevo sapere se anche per le elezioni comunali o per quelle regionali, provinciali oppure regionali, la vostra lista si presenterà. Ecco, perché questo mi interessa molto. Grazie e buongiorno. Ciao Livio, prego Favero. Allora, noi stiamo costruendo le fondamenta per fare le regionali che verranno, non so ancora se nel 2025 o causa Olimpiadi nel 2026, perché questo Stato qua addirittura posticipa le regionali per delle Olimpiadi, fa già ridere così. Sicuramente noi parteciperemo a tutte le amministrative dove abbiamo un gruppo in grado di presentare il nostro nome come Indipendenza Veneta. Questo è fuori da ogni discussione, perché è nei comuni, che sono ancora le istituzioni vicine alla gente, che noi vogliamo arrivare. E vogliamo arrivare soprattutto, se non, diciamo così, a presentare un nostro candidato sindaco, a essere comunque nella giunta o nel consiglio comunale, perché tutti i nostri rappresentanti, tutti, sono ben voluti dalla gente e hanno fatto delle cose straordinarie. Purtroppo, vede, la politica non paga sempre e hanno paura degli indipendentisti perché non si fanno mai cucire la bocca. Ne faccio un esempio: Silvia Nizzetto non è più assessore a Treviso, nonostante avesse fatto un lavoro egregio. Bisognerebbe chiedere a Conte perché.
E questo è molto grave, perché tutti hanno rispettato ed esaltato il lavoro di Silvia. Per farle un esempio, che noi ci batteremo ancora perché vogliamo essere protagonisti della vita politica del Veneto e perché se è stato fatto qualcosa di importante, cioè quel referendum dove tutti avete votato il 22 ottobre del 2017, si è fatto solo ed esclusivamente grazie al lavoro immane di Indipendenza Veneta. Pertanto non si preoccupi che noi saremo protagonisti in tutti i comuni del Veneto. Allora, visto che parliamo del Veneto, parliamo anche di quei veneti che non ce la fanno, che arrivano al Banco Solidale. Guardiamo anche il presepio del banco, perché se non ve lo faccio vedere sta settimana, non so quando devo farlo vedere, per far capire anche l'importanza delle tradizioni. Ecco, le tradizioni che questo Veneto ci tiene, basta vedere anche quei falò, a costo di morire, quei polmoni che non respira più, ma bisogna fare il falò, perché questo sono state quello che abbiamo sentito dalle interviste. Guai toccare il falò, guai toccare la Befana, guardate i presepi, ecco questi presepi bellissimi. Andiamo a vedere questo presepio del Banco Solidale, guardate che bello che è, sembra di essere su una collina. Complimenti. Guardate che bello, ma soprattutto, ecco, io voglio far capire, visto che è un banco solidale e che a questo Banco Solidale arrivano tantissime persone, ecco, anche di colore diverso, non uno né con le croci che abbiamo all'interno, molto grandi, molto visibili, né coi presepi, che abbia detto qualcosa contro il presepio. Anzi, lo ammirano, lo toccano, i bambini vogliono sapere, conoscere, questo vuol dire integrazione. Allora, tutte quelle persone che hanno fatto sì che il presepio venisse visto come un qualcosa da non mettere nelle scuole, era solo per avere visibilità, ecco, per attirare l'attenzione, perché io che ho un banco solidale da 13 anni, pensate, quest'anno è il 14esimo, penso che posso dirlo, visto che la Diacone è passata sotto i ponti, come la Befana. Andiamo a vedere anche questa Befana, voglio vedere anche le Befane, ve le faccio vedere. Questa è quella del Banco Solidale che è arrivata, ogni anno arriva la Befana a portare doni. Facciamo veloce perché sono tante le Befane che voglio farvi vedere, ma perché c'è un motivo, poi sarà la domanda per Favero. Allora, questa è la Befana che voi avete già visto. Andiamo a vedere anche un'altra Befana, andiamo a vedere a Padova la Befana al Prato. Vediamo, così adesso il nostro regista le manda in onda, che così vedete. C'è stato un effetto di richiamo di questo artista così importante come Francesco Gabbani, e quindi siamo contenti perché questo evento, oltre a essere stato partecipato da tante persone, i padovani, i turisti che sempre di più scelgono Padova, ci ha permesso di continuare a raccontare la nostra città come una città viva, con una grande offerta di intrattenimento, una grande offerta culturale. È soddisfatto Antonio Bress, assessore ai grandi eventi del Comune di Padova. Funziona la location di Piazza Insurrezione, che per il secondo anno ha ospitato il concerto di Capodanno, che ha attirato 7.000 persone. Trascorso Capodanno si guarda avanti alla festa della Befana, con una scelta all'insegna dell'ecologia, e così dopo lo stop ai fuochi di artificio che tradizionalmente salutavano il nuovo anno, ecco che la Befana in Prato per il secondo anno perde il tradizionale rogo della veccia. Questa normativa impedisce di sparare fuochi d'artificio nelle città venete in occasione di presenza di PM10 sopra una certa soglia, per cui non avremmo potuto fare lo spettacolo pirotecnico, ma in ogni caso noi abbiamo deciso dall'anno scorso di puntare su eventi che siano sostenibili, proprio per evitare di doverli annullare all'ultimo, ma anche per dare un plauso caloroso lo meritano davvero sia gli organizzatori della Venezia Triathlon e Running Club Venezia che i 73 partecipanti tra adulti e bambini che la mattina dell'Epifania non hanno voluto rinunciare alla tradizionale corsa della Befana a Maramocco, che ha così festeggiato sotto una pioggia incessante la sua 46esima edizione la mattina del giorno dell'Epifania. Uno degli eventi più attesi non è stato annullato in città, dopo che l'acqua alta aveva già cancellato la tradizionale regata delle Befane sul Canal Grande. Tra i percorsi di 11 km circa per gli adulti, 800 e 1200 metri per bambini e ragazzi, grazie al supporto dei volontari del Nucleo di Protezione Civile del Lido, Polizia Locale dell'Isola e Croce Verde.
La Befana volerà, ma non rischia il rogo nella festa di Prato della Valle, e così accadrà in diversi centri della provincia di Padova. Sarà un 6 gennaio o in qualche caso 5 sera alternativo in diversi comuni, da Piove di Sacco a Conselve, da Este a Monselice. I Brusalavecce resistono invece nei centri più piccoli, dove è più forte la tradizione contadina che nel rogo con le faville del falò dice addio all'anno vecchio e ai problemi e cerca favorevoli auspici per quello appena iniziato. Befana al coperto per colpa della pioggia, il maltempo ha obbligato un cambio di programma per i festeggiamenti dell'Epifania a Padova, la festività che segna la conclusione del periodo natalizio. Lo spettacolo musicale con clown e trampolieri è stato spostato al San Gaetano. Il maltempo non ha consentito il montaggio della grande marionetta della Befana in Prato della Valle, ma i vigili del fuoco, da sempre presenti nell'organizzazione dell'evento, e gli artisti coinvolti hanno riconvertito in poco tempo la festa al chiuso al San Gaetano per le tante famiglie che vi hanno preso parte. In Prato della Valle, nonostante la pioggia, sono stati allestiti 2 gazebo per la distribuzione dei dolciumi, circa 2200 le calze consegnate ai bambini che sono passati in piazza con i genitori. Nel quartiere di Granze e di Camine, la Befana invece ha sfidato la pioggia in sella alla sua bicicletta, portando dolci ai bambini e preparando cioccolata calda. Allora, prima della domanda a Michele Favero andiamo a Brescia, abbiamo Luciano. Ciao Luciano. Mirella, ciao, buongiorno a tutti, buongiorno al signor Favero, che l'ho visto tra parentesi anche un po' ieri sera con Bacialli. Vorrei dire, anche noi in Lombardia aspettiamo queste autonomia. Posso dare un consiglio, Michele? La prossima volta che vai in televisione vai con la Costituzione svizzera, andiamo in Svizzera a prendere la Costituzione. C'era Mirella, il vecchio Pagliarini, sai, no? Il vecchio leghista, sempre quando lo vedi in televisione, adesso poco, diceva sempre queste cose. Ogni 200 metri in Svizzera c'è una bandiera svizzera e sono più un po', scusatemi, la Svizzera è poco più grande della Lombardia e sono 33 cantoni, tra parentesi, no? Ma io non ho ancora capito, signor Michele, come mai la sinistra, tra parentesi, non vuole l'autonomia, che c'è già l'autonomia in Italia, sono già 5 regioni autonome, no? Perché deve essere una disgrazia l'autonomia. Purtroppo, diciamo la verità, Mirella, è perché la Lombardia manda 50 miliardi all'anno a Roma, il Veneto ne manda 20. Purtroppo è solo questione, questa è la questione. Poi l'ultima, Mirella, ascolta, io sono tra parentesi arrabbiatissimo quando sento il ricco nord, nel ricco nord ci sono milioni di operai e di pensionati che prendono neanche 1.000 euro al mese. Sì, appunto. Il ricco nord. Luciano, devo chiudere, se no non ce la fa rispondere Michele Favero, perché sei arrivato molto lungo, ho già forato. Vi saluto, buongiorno. Grazie Luciano, salutiamo anche Brescia stamattina. Saluto prego. Brescia e Bergamo, che erano sempre della Serenissima Repubblica naturalmente, però le devo dire, Luciano, che non è così, perché qualora dovesse anche passare questa autonomia e in Veneto si batte per queste 23 materie, ripeto, ci sarà un trasferimento di competenze ma non di risorse aggiuntive. Pertanto, anche dovesse passare in Lombardia, il residuo fiscale, cioè quei famosi 50 miliardi che accennava lei prima, continueranno comunque ad andare a Roma. Non è l'autonomia di Trento e Bolzano, che comunque sono diverse, non è l'autonomia della Sicilia, sono regioni a statuto speciale. Questa è un'autonomia di altro stampo, che non c'entra nulla. Noi invece ci battiamo per l'indipendenza ed eventualmente per una riforma anche del Veneto a statuto speciale, e dobbiamo batterci, ma dovete farlo anche voi lombardi. Non è vero che è solo la sinistra che è contro l'autonomia, perché anche il centralismo dei Fratelli d'Italia non è da meno e fino adesso non hanno dimostrato proprio grande entusiasmo per
concedere questa autonomia, ma ripeto e ribadisco, hanno fatto una legge pasticciata, lo dico ogni volta, che andrà a discutere i famosi LEP, i livelli essenziali di prestazione, ma per l'autonomia siamo alle calende greche, vedrà che non mi sbaglio. Io invece aggiungo, proprio per rispondere a Luciano, che la Costituzione italiana, proprio grazie a questi padri costituenti, che è una delle più belle Costituzioni, perché è leggibile per tutti, si capisce tranquillamente quello che è scritto. Il problema è che non viene applicato quello che è scritto ed è molto chiaro quello che dice la Costituzione italiana. Ci teniamo questa, Luciano, e mettiamo invece in pratica quello che è scritto nella Costituzione, che vuol dire lavoro, sicurezza, sanità. È scritto tutto, leggibilissimo, e tutti lo possono capire, perché hanno fatto questo, non una virgola non doveva essere capita. Allora non dobbiamo andare in Svizzera a copiare, visto che è anche un paese fiscale dove tranquillamente puoi fare delle cose che non vanno bene. Rimaniamo in Italia e mettiamo in pratica quello che è scritto nella Costituzione, non in Svizzera, che è un paradiso fiscale. Grazie anche al mio ospite Michele Favero, segretario Indipendenza Veneta. Grazie, grazie. Come ci saluta Favero, veloce? Io spero di scrivere invece la Costituzione per i Veneti. Quella sarà anche la più bella del mondo, non sono tanto d'accordo, anche se è sicuramente la più calpestata del mondo. Ecco, invito tutti a leggere l'articolo 5, che sebbene introduca col primo comma la Repubblica una e indivisibile, poi dice anche: riconosce e promuove le autonomie locali, attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo, adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. Guardate, è nei principi fondamentali, io l'ho recitato a memoria. Leggetelo anche voi, perché lo Stato dal 22 ottobre 2017, questa Repubblica, sta violando la propria Costituzione. Non c'è scritto che le regioni si devono adeguare alle esigenze della Repubblica. Il contrario, la Repubblica si deve adeguare alle esigenze delle autonomie. La Costituzione è la più bella in assoluto, calpestata, l'ha detto anche Michele Favero. Grazie, grazie, pubblicità. Saluto due graditissimi ospiti, abbiamo collegati da Novara il professor Giancarlo Blangiardo, già presidente Istat, abbiamo collegato anche il professor Daniele Marini, docente di sociologia dei processi economici all'Università di Padova. Grazie, grazie a questi ospiti. Perché io dico sempre che alla mattina noi andiamo a scuola e voi siete i nostri professori, perché siamo confusi. Non ci danno trasparenza con i numeri, con i dati, specialmente con i soldi. Questi processi economici che vorrei capire veramente cosa vuol dire processo economico, dove è proiettato il governo, ma soprattutto questi numeri che ci dà l'Istat. Allora inizierei proprio dal professor Giancarlo Blangiardo. Allora professore, ci spieghi un pochino cosa sta succedendo e che numeri ci dà questa mattina, prego. I numeri che vengono forniti ufficialmente dall'Istat sono in qualche modo l'analisi di quelli che sono i fenomeni del nostro paese, cercando di mettere in evidenza gli aspetti quantitativi, cioè in poche parole si tratta di considerare i diversi aspetti della vita di tutti noi, l'economia, l'ambiente, la popolazione, la cultura, tutto ciò che in qualche modo fa il nostro paese e attraverso i dati statistici, che sono di fatto le manifestazioni dei fenomeni che ci circondano, la statistica cerca di raccontare il cambiamento, l'evoluzione e di mettere in evidenza i problemi. Il ruolo dell'Istat, in quanto authority, quindi istituzione al di fuori delle parti, è sempre stato quello di riuscire a documentare con chiarezza ciò che accade e fornire a chi poi vuole sapere e magari agire di conseguenza quali sono gli elementi da prendere in considerazione per assumere le decisioni, diciamo, migliori, se possibile. Ecco, questo è un po' lo scopo di un'istituzione come l'Istat. Dopodiché è chiaro che
giorno dopo giorno vengono messi in evidenza dall'istituto quelli che sono le informazioni più aggiornate, più recenti, l'occupazione, il prodotto interno lordo, la demografia, cioè tutto ciò che di volta in volta si viene a conoscere, si aggiorna e si fa circolare possibilmente in un modo comprensibile. Questo è un po' lo scopo dell'Istituto Nazionale di Statistica. Allora, professore, quello che vorremmo poi capire è che poi i vari governi, una volta che voi date questi dati, e sono dati certi, dati fatti con competenza, ascoltano oppure sentono che è un'altra cosa e non ascoltano dove dirottare, dove proiettarsi per il futuro, avendo questi dati importanti che lei ha spiegato molto bene. Prego, professore. Beh, allora, lo scopo dell'informazione statistica è quello di dare elementi di conoscenza. Dopodiché dalla conoscenza può derivare l'azione. Ovviamente l'azione non dipende solo dal sapere qual è la situazione e quali sono eventuali le tendenze e le conseguenze, ma c'è anche poi ovviamente un filtro che deriva dalla scelta di natura politica, l'intenzione se agire o non agire, altre considerazioni che esulano dalla conoscenza dei fenomeni. Quindi in realtà quello che si scopre, io lo verifico in maniera più diretta nel campo della popolazione, cioè quando si parla di demografia, in questo momento noi stiamo vivendo un momento molto particolare e delicato dal punto di vista demografico, quando si parla di demografia si dà delle informazioni dicendo: guardate, per esempio, che stiamo vivendo un momento in cui il numero dei nati è estremamente basso, il numero dei morti è largamente superiore, la popolazione è iniziata a diminuire dal 2013, quindi di fatto stiamo andando verso quello che si chiama inverno demografico. Ma questi messaggi venivano forniti, quindi i problemi di carattere demografico venivano già messi in evidenza tranquillamente 20-30 anni fa. Ora dipende dal fatto che in quel momento i governi in carica allora avevano probabilmente altre priorità e quindi se ne sono disinteressati. Di fatto ci siamo trovati nella situazione attuale. Oggi la sensazione, da questo punto di vista almeno, è che ci sia più attenzione a queste cose e quindi in qualche modo forse ci auguriamo anche interventi e azioni che possano arginare quelle che sono le conseguenze. Quindi il comportamento del governo, comunque di chi decide, dipende dalle informazioni che ha sotto mano, ma ovviamente dipende anche da altri fattori, quindi non sempre c'è una reazione immediata a quelli che sono i segnali di attenzione che derivano dal dato statistico. Ecco, la ringrazio professor Blangiardo, è molto importante quello che lei ha detto e ha spiegato anche molto bene. Chi vuole può anche ascoltare e decidere anche come muoversi, chi non vuole invece può solo sentire e poi va da un'altra parte, perché le notizie ci sono, ognuno poi deve interpretarle, come ho letto prima, la nostra Costituzione. È tutto scritto, ma se poi non vengono applicate quelle norme, ecco, non si va da nessuna parte. Allora, adesso passerei proprio al professor Marini, dopo aver sentito il professor Blangiardo. Ecco, questa marca del 2042 ha cancellato 35.000 giovani, sarà la patria degli over 75. Prego, professor Marini. Come diceva già il collega Blangiardo, la questione è che questi scenari, che poi l'Istat fornisce in modo puntuale progressivamente, erano già scritti appunto 20-30 anni fa, che i demografi erano quelli che appunto per primi avevano segnalato come a partire dagli anni 80 il declino demografico fosse in qualche misura già scritto. La questione è che soprattutto su determinati fenomeni, come esattamente quello demografico, le iniziative, le politiche anche messe in campo oggi non hanno degli effetti immediati, ma richiedono un tempo lungo, perché in particolare per quello che ha a che fare con la questione della natalità, della demografia, abbiamo come dire, degli impatti dal punto di vista culturale nei cambiamenti dei comportamenti della popolazione, che quindi richiedono molto tempo. Allora qui torno alla questione che poneva lei: se poi la classe politica ascolta o avverte l'urgenza e la necessità di questi temi. Ecco, qui dobbiamo dire, forse sono un po' più drastico rispetto al collega,
che la classe politica è progressivamente sempre più spesa a cercare di dare delle risposte immediate a problemi emergenziali o immediati, che non invece guardare a lungo termine. Perché, torno a dire, la questione demografica non è che se fai una legge oggi, il prossimo anno vedi i risultati. Quei risultati, quei cambiamenti li vedi nel lungo periodo. E quindi qui si apre un altro argomento: che cosa facciamo come paese, visto che il buco demografico non può restare tale perché viene riempito da altri soggetti nel frattempo, fin tanto che non si ha una ripresa della natalità. E questo è il vero, secondo me, un tema assolutamente centrale, al quale però non stiamo vedendo ancora oggi, almeno dal mio punto di vista, delle strategie e delle iniziative atte a cercare di reindirizzare una crescita demografica non solo della Marca, perché noi condividiamo ovviamente lo scenario dell'intero paese. Allora, condivido in pieno, professor Marini, quello che lei ha detto, anche perché io, avendo un banco solidale dove non vengono i barboni che non ci sono più, vengono famiglie che hanno perso il lavoro, persone da 50 anni che non riescono a collocarsi, perché tutti si riempiono la bocca, vai a lavorare. Si provate a chiedere voi di andare a lavorare, cosa vi propongono e cosa vi chiedono. Ma soprattutto quello che mi preoccupa è che i giovani non hanno voglia di fare. I giovani non ci sono. Quelli che ci sono studiano o lavorano, gli altri non ci sono proprio. Ma soprattutto quella marea di persone che è arrivata, e che io ho avuto anche la fortuna di incontrare questi ragazzi di 20-23 anni che vengono da paesi distrutti. Avete visto ieri cosa vi ho fatto vedere in Africa, in Kenya, cosa c'è, dove vivono, e che cercano di migliorare la loro qualità di vita. Minimo sanno 3-4 lingue, minimo. Non è vero che non sanno fare niente, perché loro sanno fare gli agricoltori, i falegnami, ve lo posso assicurare. Se qualcuno dice di no, venga con me, ci confrontiamo con loro. Il problema è che non vogliono impiegarli e non vogliono capire che c'è questo buco enorme di imprese che chiedono lavoratori. Allora, come faranno a resistere, a rinnovarsi? Perché questo, il progresso va avanti, la tecnologia va avanti. Abbiamo sentito l'altro giorno, ho avuto ospite il professor Gerosa, parliamo di cuori artificiali, ma tutte le macchine hanno bisogno dell'uomo, della figura umana. Queste persone che imparano velocemente perché sono curiose, sanno che devono imparare per avere un lavoro, per avere una dignità di persona. Però qualcuno non ascolta, e qua mi rivolgo anche al professor Blangiardo. Non vogliono ascoltare che questo paese sta invecchiando precocemente. Basta vedere i centenari che abbiamo, non a caso la patria degli over 75. Come commenta, professor Blangiardo? Ma allora, quello che lei dice dal punto di vista delle tendenze è assolutamente vero. Questo è un paese che sta invecchiando, è un paese che vedrà e sta vedendo una diminuzione del potenziale produttivo in termini di forza lavoro, ovviamente di giovani, perché è chiaro che l'anno scorso sono nati 393.000 bambini e quindi evidentemente rispetto al 1.000.000 che nascevano negli anni 60 c'è una bella differenza. Poi quando si va a vedere quali saranno i giovani e quanti poi entreranno nel mercato del lavoro. Quindi il problema esiste. Il punto è che fare. Allora, come è stato ricordato dal collega poc'anzi, agire sulla natalità è importante, ma non dà immediatamente una risposta, perché i bambini che nascono nel 2024 saranno adulti fra 20 e 25 anni, saranno in grado di andare a lavorare. E quindi si tratta di agire anche sulle altre leve. Un'altra delle leve è giusto l'immigrazione, però deve essere un'immigrazione governata, non subita. Noi abbiamo avuto in questi 20 anni più abbondanti una situazione di immigrazione un po' strana, nel senso che arrivavano ondate, c'erano regolarizzazioni, negli ultimi tempi poi i flussi di arrivo erano soprattutto quelli che arrivavano addirittura via mare.
in modo abbastanza incontrollato. Allora è importante avere un contributo da parte anche diciamo, del mondo esterno, quindi i giovani o i lavoratori che non abbiamo noi possiamo anche, come dire, inserirli facendoli arrivare da altre parti dove evidentemente c'è gente che è disponibile questo però deve essere fatto in maniera controllata e finalizzata anche agli elementi produttivi e all'integrazione. Cioè in realtà non possiamo illuderci di compensare la caduta di forza lavoro esclusivamente attraverso l'immigrazione, perché ci servirebbero dei flussi migratori altissimi, più di 500.000 unità ogni anno per compensare la caduta di forza lavoro. Ora 500.000 unità ogni anno poi vanno integrate. Vediamo se riprende. Se no passiamo al professor Marini. Allora, professor Marini, come commentiamo? Prego. Sì, ma allora mi aggiungo a quello che stava dicendo il collega. Cioè, la questione è che anche nel caso migratorio noi non abbiamo praticamente mai fatto come paese una vera, seria politica migratoria, cioè di gestione dei flussi. Se andiamo in là, e credo tutti ricordiamo, l'unica volta che il nostro paese, il nostro governo, allora era presidente del governo Massimo D'Alema, con il caso dell'Albania. Se vi ricordate, avevamo i gommoni che dall'Albania venivano in Italia, in Puglia, sbarcavano, fino a che a un certo punto arrivò una nave strapiena di migranti. E a quel punto allora si decise finalmente che bisognava gestire questa situazione. E gestire un flusso migratorio che cosa vuol dire? Vuol dire che tu devi andare nel paese da cui arrivano i migranti e stabilire delle politiche di cooperazione, portando sviluppo lì e cercando di gestire appunto nel migliore dei modi questo flusso, che vuol dire decidere quante persone possono arrivare da lì, quali sono i profili professionali che servono, formare i profili professionali all'interno di quel paese per poi averli. E poi vi ricordate tutti, l'Albania intanto è cresciuta economicamente, ma nell'epoca Covid furono gli stessi medici albanesi che si proponevano, no, di venire a dare una mano al nostro paese, fino a quello accordo, ma sul quale non voglio dire, che è stato fatto di recente con l'Albania su appunto la gestione dei migranti. Allora la questione è che il nostro paese non ha mai fatto una seria politica di gestione dei flussi e quindi ci troviamo, adesso vado a memoria, ma il professor Blangiardo sicuramente ha il numero più preciso, nel nostro paese abbiamo circa tra i 160 e 170 etnie. Voi capite bene che siccome abbiamo fatto, se mi passate la battuta, come diceva una vecchia pubblicità, porte aperte, no? Ai clienti, da noi sono arrivate persone da tutto il mondo, generando problemi da un punto di vista anche di integrazione sociale. I tedeschi hanno fatto una scelta che era quella dei flussi migratori dalla Turchia principale, i francesi dal paese del Maghreb, cioè dalle loro vecchie colonie, e così via. Cioè, c'è stata una gestione prioritaria e di accordi sui flussi migratori. E noi ancora, da questo punto di vista, questa è la mia valutazione, stiamo ancora balbettando, giocando su due poli. Da un lato il tema dell'emergenza migratoria, quindi focalizzando la nostra attenzione sui barconi che arrivano, no? dal Mediterraneo e dai paesi confinanti, da un lato, e dall'altro l'incapacità di dare risposte, penso soprattutto al sistema produttivo, che con forza ormai da tempo sta chiedendo di avere appunto una gestione dei flussi che sia più programmata e più vicina anche alle necessità del paese, visto che non abbiamo, come ricordava lei all'inizio, più giovani da poter inserire, o ne abbiamo sempre meno, meglio,
giovani da inserire nel mondo del lavoro. E anche questa è una politica che se la fai oggi, i risultati li vedi fra un po' di anni. Quindi siamo sempre lì, cioè la politica, l'idea, diciamo, del butta la palla avanti e vediamo cosa succede, questo fa sì che accumuliamo problemi che poi diventano sempre più complicati e complessi da gestire in modo veloce ed efficace. Allora è tornato anche il professor Blangiardo. Come commenta, professore, le parole del professor Marini, ma soprattutto a noi interessano questi numeri, i numeri anche nella spesa che stanno aumentando, gli stipendi no, pochissimo, le pensioni non ne parliamo, noi continuiamo a pagare i parassiti e non paghiamo la gente che veramente lavora. Ma può reggere un paese in queste condizioni? Fino a quando? Prego, professore. Adesso io ho sentito solo in parte perché è saltato il collegamento. Quel che diceva il collega, almeno per la parte che ho sentito, non mi trovo assolutamente d'accordo. Io stavo cercando di sottolineare rispetto ai movimenti migratori l'importanza di governarli e di non subirli, quindi di riuscire a definire i bisogni e sulla base dei bisogni agire poi di conseguenza. Credo che qualcosa si possa fare. La mia sensazione è che in qualche modo c'è una maggiore sensibilità rispetto al passato da questo punto di vista, anche perché probabilmente c'è una maggior pressione da parte di chi, sentendo la mancanza di lavoratori, ne ha effettivamente bisogno nelle aree produttive del paese. Questo per quanto riguarda l'immigrazione. Sulla questione dei salari, del lavoro, di tutto quello che in qualche modo stava sollevando poc'anzi, allora io credo che, almeno dal punto di vista della statistica, stiamo vivendo un momento difficile che è stato il seguito di un momento ancora più difficile. Non dimentichiamo che siamo passati attraverso l'ondata del Covid con tutte le conseguenze che abbiamo colto in maniera estremamente immediata e diretta. Il fatto stesso di riuscire comunque a tenere in piedi un'occupazione che almeno i dati statistici mettono in evidenza che è tutto sommato alta, perché rispetto al passato abbiamo livelli di occupazione, tassi di occupazione che sono alti. Certo non sarà la qualità, su questo bisognerà lavorare ancora, però dal punto di vista quantitativo la dimensione del mercato del lavoro oggi è soddisfacente. Almeno da quel punto di vista. È chiaro che i salari e le retribuzioni dovrebbero essere certamente, tutti si auspicano, alzate, e questo naturalmente potrebbe poi provocare degli effetti positivi in termini di domanda, in termini ancora di ritorno sull'occupazione, e quindi certo si può fare, però non dimentichiamo con molto realismo che stiamo vivendo in generale un momento particolarmente delicato. Abbiamo visto l'inflazione che è salita alle stelle e sta in qualche modo ridimensionandosi, forse in maniera più veloce di quanto si pensasse. Siamo tornati a livelli ragionevolmente bassi. In prospettiva è facile che si vada ancora in quella direzione, quindi qualcosa sta accadendo di accettabile. Certo non tutto va benissimo, però secondo me non tutto va malissimo. Il fatto stesso di riuscire a sopravvivere in maniera, diciamo pure, soddisfacente o dignitosa, se preferite, è già un risultato, visti i tempi e viste anche le situazioni di contesto, perché se ci confrontiamo con gli altri paesi, poi andiamo a confrontarci vedendo che l'Italia, tutto sommato, non è poi messa così male come qualche volta si diceva o temevamo che. Quindi c'è molto da lavorare, però quello che è positivo e che deve incoraggiarci è che insomma qualcosa in qualche modo si riesce comunque ad aver già portato a casa. Io sono dell'idea, professor Blangiardo, e lo dico anche al professor Marini, che se stiamo anche un po' bene è merito del volontariato, di questo volontariato che ha cercato di mettere le pezze, che supporta le persone in difficoltà, mettendo anche di tasca propria, rischiando anche di tasca propria, perché se abbiamo così tanti banchi alimentari che stanno crescendo, visto il numero di povertà che abbiamo, è perché qualcuno, ed è il popolo, si è rimboccato le maniche, ha deciso di fare volontariato e di supportare e di mettere le pezze dove la politica non le mette. Tanto è vero che ci sono le mense per chi non ha nessun posto dove mangiare e quando mangiare, abbiamo i banchi alimentari, abbiamo le associazioni di volontariato che cercano di accompagnare anche le fragilità,
Ma se non ci fosse questo, professor Marini, questa è formazione, ma la formazione se l'è fatta da solo il mondo del volontariato e adesso con la burocrazia stanno cercando di colpire anche quello, mettendo in pratica delle cose mostruose perché ci sarà la multinazionale del volontariato col re sopra. Questa è una mia sensazione. Prego, professor Marini. Ma no, non lo so se accadrà una cosa di questo genere. Sinceramente non ho informazioni da questo punto di vista. Allora, sicuramente il nostro paese, per fortuna, c'è da dire, devo dire, abbiamo un sistema, allora non possiamo chiamarlo un sistema in realtà, però abbiamo una dimensione della coesione sociale molto diffusa, che ha variegate forme, perché andiamo dal volontariato su singoli aspetti. Io credo per esempio che non ci sia un tema, un fenomeno, un'area che non abbia un'associazione di volontariato, un gruppo di persone che si dia da fare per quella cosa, ecco, nel nostro paese, ma fino anche, prenderei dentro per esempio anche il fenomeno delle sagre, che sono un fenomeno di volontariato, anche quello, ma poi l'abbiamo visto, e qui sottolineo anche le parole del professor Blangiardo riguardo al fatto che abbiamo anche dei lati molto positivi del nostro paese. Quando succede una calamità naturale, noi vediamo per esempio frotte anche di giovani che immediatamente si mettono a disposizione per dare una mano, per dare un aiuto. Vi ricordate quando ci sono state le alluvioni, sono stati ancora da quella di Firenze del 66, ma per arrivare fino a quelle dei giorni nostri, i cosiddetti chiamati angeli del fango, no? Cioè ragazzi e ragazze che si danno da fare per dare una mano. Quindi, a costo zero, professore. Certo, a costo zero. E questo costruisce una rete informale di relazioni e di coesione sociale che sono assolutamente fondamentali, perché, dobbiamo dirlo, ma questo non è solo un problema nazionale, italiano nostro, lo Stato sociale non riesce ad arrivare ovunque, perché in questi anni i bisogni, le domande si sono articolate, le risorse dello Stato sono diminuite, e quindi ci sono questi fenomeni che vengono anche studiati e in alcuni casi vengono anche sottolineati in modo positivo. Per esempio si parla di welfare generativo, no? Cioè della possibilità di far sì che le comunità si riappropriino, le comunità territoriali si riappropriano di alcune funzioni che invece fino a qualche tempo fa potevano essere o erano delegate allo Stato. Abbiamo una telefonata, poi riprendiamo. Abbiamo Franco da Venezia. Ciao Franco. Ciao, buongiorno a tutti, buon anno Mirella, a te e agli ospiti. Allora, rispetto al fenomeno, diciamo, per così dire, sì, rispetto all'immigrazione è giusto che non debba essere subita, ma deve essere governata. Allora, di recente tutti quanti dicono mettiamoci d'accordo con i paesi di origine, sempre su questa falsariga qui. Mi sembra che ad oggi la Presidente del Consiglio si sia mossa in questa direzione e abbia fatto degli accordi con il Presidente tunisino Sayed, coinvolgendo l'Europa, e successivamente, e più di recente, ha fatto l'accordo con il Premier dell'Albania, che non mi ricordo come si chiama. Allora qui subito salvati il cielo, nel senso le opposizioni hanno criticato l'accordo con Sayed perché ci sono i lager, ci sono tutte quelle cose lì che sotto il profilo, diciamo così, della persona umana vengono trattati male. Con l'accordo con l'Albania anche lì c'è stato da dire addirittura è stato tentato in Europa di penalizzare il presidente dell'Albania. Qui io devo ancora capire cosa si vuole. Allora, si vuole fare l'accordo e quando c'è l'accordo non va bene perché sono trattati male in Tunisia, perché
perché non va bene l'Albania. Nel frattempo arrivano le navi delle ONG che ci portano, navi naturalmente di altre nazioni, la Spagna, la Germania e quant'altro, che dovrebbero essere riconosciuto suolo patria tedesca così come patria spagnola, quindi dovrebbero essere portate ai paesi cui queste navi fanno riferimento come nazionalità. Questo non accade, per carità, salviamo tutti, e però siamo un paese che ha 5 milioni e 600 mila poveri, altri stanno andando anche la classe media verso la povertà, diciamo così, in difficoltà. Allora qui dobbiamo chiarirci, quelle magre risorse, la coperta è corta, dove la mettiamo? Poi è possibile tutto, al contrario di tutto, però le nostre con i fichi secchi non si possono fare. Io mi ricordo ancora, se non sbaglio, mi sembra che sia stata la ministra dell'agricoltura, mi sembra la Bellanova, che ha regolarizzato 300.000 extracomunitari, non mi piace la parola, per andare sui campi, perché diceva di andare sui campi per raccogliere i pomodori. Non so che fine che abbia fatto di 300.000, mi sembra che ne siano stati sui campi, ne siano andati molto ma molto meno. La situazione è sicuramente complessa, nessuno ha la bacchetta magica, ma nel momento in cui il Presidente del Consiglio si muove in una certa maniera per fare gli accordi con i paesi terzi per risolvere quantomeno o per governare questa vicenda dell'immigrazione, viene criticato ancora prima. Vediamo cosa porta a casa e poi eventualmente si può fare. Molto chiaro, Franco, andiamo avanti, sentiamo anche il commento degli ospiti. Sono stato un po' prolisso, ma grazie Franco, grazie, molto chiaro nelle tue riflessioni. Allora sentiamo il professor Blangiardo anche in merito a quello che diceva il professor Marini e alla telefonata. Prego professore. Beh, allora io credo che se uno vuole salire la scala deve passare tanto dal primo gradino, poi fa il secondo, il terzo e via che va avanti. Ora è evidente che abbiamo un problema di governo dell'immigrazione e per poterlo fare dobbiamo in qualche modo attivare un modello, e il modello non può che essere quello di far sì che ci siano dei flussi di ingresso che siano regolati, che siano garantiti anche rispetto ai rischi di sopravvivenza che vivono ad esempio quelli che arrivano con le barche, e quindi cercare se possibile di organizzare le cose in luoghi esterni rispetto al paese e fare in modo che poi avvenga il flusso di persone che sono già in qualche modo diciamo iniziate ad una sorta di integrazione, quantomeno rispetto alla lingua, rispetto agli usi, ai costumi, alle abitudini e quant'altro. Questo secondo me è il modello che bisognerebbe cercare di attivare. Ora è chiaro che questi tentativi, la Tunisia piuttosto che l'esperienza del utilizziamo l'Albania, cioè tentare di capire come muoversi in questa direzione, è un primo passo. Magari non è ottimale, si potrà anche certamente fare di meglio. Però il problema è che se non facciamo il primo gradino sulla scala non saliamo mai, quindi bisognerà cercare di muoversi, e mi sembra che tutto sommato, come riconosceva anche chi ha telefonato, l'idea di incominciare un processo che poi si può strada facendo migliorare sia un tentativo per riuscire finalmente a governare un fenomeno che per 30 anni non si è mai riusciti a governare. Rispetto agli altri discorsi sottolineo, ribadisco anch'io la convinzione dell'importanza che ha il terzo settore da tanti punti di vista, in uno spirito di sussidiarietà, per cercare di dare una mano e di aiutare, no? La coperta, è stato ricordato, è corta, però se tutti in qualche modo fanno un po' la loro parte nel piccolo, si riesce quantomeno ad attenuare quelle che possono essere le difficoltà e le sofferenze. Quindi questo io credo che sia comunque un'opera meritoria, banco alimentare, banco farmaceutico, ci sono 1000 iniziative importanti in fase di espansione che vanno sostenute, valorizzate e apprezzate. Allora, professor Marini, il mio pensiero va anche a tutti questi ragazzi che abbiamo in casa, perché li abbiamo, non è che non li abbiamo. A questi tempi di attesa per essere collocati sono lunghissimi e non si parla di formazione. Noi abbiamo la necessità di formare, non è che non sanno lavorare, ma devono lavorare con gli strumenti che abbiamo noi.
e che loro non hanno, ma visto la capacità anche di apprendere in maniera molto veloce, perché vuol dire essere autonomi, vuol essere liberi, vuol dire riuscire a dare un senso alla propria vita, non si fa. Noi abbiamo fior di ingegneri, di esperti, di docenti, però non facciamo ancora formazione. Allora dove arriveremo? Dove andremo a parare? Se non riuscirà a capire che, come diceva il professor Blangiardo, i nati adesso saranno pronti fra 20 anni. E intanto cosa facciamo? Con chi lavoriamo? A chi diamo lavoro? Grande tecnologia, ma come ripeto e ho detto anche prima, ci vuole sempre la figura umana dietro una macchina. Questa figura che deve essere competente e deve saper lavorare. Sia una macchina, che ormai la robotica è di casa. Cosa dice, professore? Dove andrà a parare questo paese se continuiamo a non ascoltare quello che dite anche voi? Questa è una bella domanda, no? Non ho idea, credo che neanche il mago Telma avrebbe la capacità di fare una divinazione del futuro, ma allora distinguerei la questione, no? Cioè, allora, da un lato i giovani, diciamo, migranti, quelli che arrivano, perché però dobbiamo anche tenere presente che ormai abbiamo anche tanti giovani che sono di famiglie immigrate, che sono nati in Italia e che frequentano le nostre scuole, eccetera, e sono formati al pari degli autoctoni, no? Per così dire. Allora, un conto è giovani che arrivano da altri paesi e che non hanno una formazione specifica o una formazione che sia assimilabile a quella che è la richiesta da parte delle imprese, e allora è chiaro che qui servirebbero, ma gli strumenti anche li abbiamo. Pensiamo per esempio a tutti gli enti di formazione professionale, agli istituti professionali che potrebbero lavorare in questo senso per affinare e offrire delle professionalità che siano spendibili sul mercato del lavoro. E ricordo che anche qui non è una cosa che si realizza dall'oggi al domani, ma ci vogliono quei 2 o 3 anni di formazione, e quindi anche qui il tema della parola chiave programmazione diventa una parola fondamentale, strategica, vorrei dire. Dall'altro lato però abbiamo anche che le giovani generazioni, le nostre giovani generazioni che sono nate, cresciute e si sono formate qui, non è che siano prive di una formazione, anzi, se noi andiamo a guardare per paradosso l'esperienza dei giovani che sono andati all'estero, questi giovani ci raccontano di come la formazione che loro hanno ricevuto dalle loro scuole superiori e fino anche dall'università sia di gran lunga superiore a quella di tutti gli altri giovani che trovano e incontrano all'estero, tant'è che tantissimi di questi giovani nostri che sono andati all'estero occupano posizioni di prestigio professionalmente parlando, sono ricercati. Quindi abbiamo una formazione che tutto sommato sì, non possiamo proprio liquidare in senso negativo. Ecco. Semmai la questione è che non abbiamo un vero e proprio incontro fra domanda e offerta di lavoro, per cui una parte di questi giovani fatica a trovare un inserimento che sia confacente a quelle che sono le proprie attese, un po' perché vengono fatti o si iscrivono a percorsi professionali di istruzione che non hanno sempre una immediata attinenza a quella che è la domanda del mercato, e dall'altro però anche le stesse imprese, come posso dire, faticano a uscire da una logica immediata di fabbisogno professionale e non investono molto nella formazione del proprio capitale umano. Allora, anche questo richiede, per esempio, o richiederebbe per esempio un intervento di lunga durata, che è quello di realizzare all'interno del nostro paese un sistema di orientamento scolastico e professionale che oggi è delegato alla buona volontà di singole scuole
piuttosto che delle famiglie che devono cercare un lavoro o cercano un lavoro per i propri figli sulla base delle informazioni che hanno. Vi porto solo un dato di ricerca recente: chiedendo alle imprese qual è il modo in cui ricercano personale, la prima voce che emerge è il passaparola. I centri per l'impiego, che dovrebbero essere l'ufficio pubblico, no, che intermedia la domanda e l'offerta di lavoro, intermedia in realtà il 4% dei movimenti all'interno del mercato del lavoro, cioè praticamente niente. E poi oggi sta emergendo tantissimo il social come ricerca del lavoro. LinkedIn, per esempio, la piattaforma professionale, è ormai la prima piattaforma attraverso cui le imprese cercano lavoro e le persone provano a mettere un proprio curriculum. Cioè, anche qui abbiamo a che fare con un'assenza di programmazione realistica di ciò che è il funzionamento del mercato del lavoro, per aiutare le persone a trovare più facilmente un inserimento lavorativo, non solo giovani. Avete capito perché vi ho detto di ascoltare molto attentamente questi professionisti, ecco, questi docenti, ma soprattutto queste persone competenti che vi stanno spiegando, ecco, le varie facce della medaglia, sia da una parte che dall'altra. Guardate che sono molto importanti le parole che dicono. Abbiamo Leone da Trebasele, che poi passiamo al professor Blangiardo. Prego Leone. Ciao Milena, grazie, saluto i tuoi ospiti. Io volevo parlare prima con il politico che c'era, però quando ci sono i politici non riesco a prendere la linea. Quando ho voglia di bastonare, niente, non riesco proprio a prendere la linea. Allora io volevo dire di questo politico che vuole l'indipendenza. Ma se l'indipendenza è un reato, cioè l'Italia è unica, è una e indivisibile, come si può pretendere di fare l'indipendenza intanto, prima di tutto? Poi non riusciamo ad avere l'autonomia, figuriamoci l'indipendenza. Poi un'altra cosa, questo adesso mi sono dimenticato, quello che sta promuovendo, cioè tagliare gli sprechi e gli sperperi, e come tu dicevi il parassitismo che c'è, Mirella, l'avevo già sentito con la Lega Nord e non è successo niente. Il problema di questo paese è che dovremmo cambiare la capitale, perché Roma è da 2000 anni che è così, perché Cesare, quando aveva vinto tutto quello che aveva vinto, è tornato a Roma, voleva cambiare qualcosa, cosa gli hanno fatto? L'hanno ammazzato. Perciò a Roma tu non cambierai niente, quello che dobbiamo fare è cambiare la capitale, portarla in un altro posto. Ho sentito che Spoleto si sta spopolando, perché non facciamo la capitale a Spoleto? Sarebbe una cittadina bellissima, piccolina, che non costerebbe tanto. Ciao Mirella, grazie. Grazie a te Leone. Allora saluto anche il professor Daniele Marini, perché so che ci deve lasciare alle 11, lo ringrazio di essere stato con noi, perché abbiamo, sì, il politico riceve la telefonata, però a me fa piacere che voi ascoltate queste persone competenti, perché quando poi vi recherete alla cabina al voto capirete bene, se conoscete bene le storie, ecco, il progresso, la scienza, la tecnologia, i dati, forse riuscite a mettere la crocetta meglio di come l'avete messa. Perciò ringrazio tantissimo il professor Daniele Marini di essere stato con noi. Grazie. Ci risentiamo presto. Grazie veramente. Certo, grazie a voi, un saluto a tutti. Grazie. Allora, professor Blangiardo, come commenta le parole del popolo, che ha anche bisogno di capire, di non fare confusione, di avere i numeri certi, perché quando gli danno i politici i numeri io non li capisco. Ad esempio anche adesso il periodo di saldi, la gente spenderà 400 euro. Perfetto. Poi intervistiamo la gente nei nostri telegiornali e al massimo che sentiamo
100 euro, 150, che poi bisognerà vedere se veramente li spendono. Ecco, questi numeri che danno, come fanno a ricavarli? Che poi noi facciamo le interviste, i numeri sono diversi, professore. Lei che di numeri se ne intende, ci dice com'è la questione? Perché veramente facciamo confusione. Un ragazzo ha detto io spendo 1000 euro, beato lui, ho detto, poi magari apri il portafoglio e non ha un centesimo nel portafoglio, ma non importa. Prego, professore. Allora, io credo che si debba leggere quelle che sono le avvertenze per l'uso delle statistiche. Cioè, come facciamo con i medicinali, bisognerebbe aprire il bugiardino e vedere quali sono le prescrizioni, quali sono le controindicazioni. Lo stesso vale per le statistiche. Cioè, non beviamoci qualunque numero ci viene proposto da chiunque, perché inventare i numeri non ci vuole niente. Io in questo momento potrei darvi tutte le statistiche del mondo e passano. Ora, quello che è estremamente importante, quando si sentono dei dati statistici, dice il consumo medio di acqua piuttosto che la spesa in occasione dei saldi o i giorni di vacanza e altre cose di questo genere, quello che bisogna fare sempre è porsi delle domande. Primo, da dove arrivano queste statistiche? Cioè, qual è la fonte? È autorevole? Cioè, si sa che è una fonte che conosce il suo mestiere? Adesso, l'Istituto Nazionale di Statistica è ovviamente formato da persone che sanno fare la statistica, è il loro mestiere. Ora, chiunque si inventi delle statistiche evidentemente si può inventare qualunque cosa. Allora, la prima cosa è la fonte, cioè chi me lo dice? Secondariamente, come ha fatto a saperlo? Cioè, a sua volta, come sono stati raccolti i dati, no? Cioè, un campione di italiani dice che, allora, quando uno dice il campione di italiani si deve chiedere quanti sono le unità del campione, cioè, come è stato fatto quel campione, come è stato scelto. Abbiamo fatto le telefonate, le abbiamo fatte a mezzogiorno che ci sono a casa solo i pensionati. Il campione è veramente, come si dice, rappresentativo? Ecco, tutte queste cose, cioè senso critico nei riguardi del dato statistico, aiutano a far sì che il dato statistico che mente venga sbugiardato e che invece si abbia la possibilità di apprezzare quelle che sono le statistiche che effettivamente ci danno delle informazioni. Quindi una cultura statistica in questo senso io credo che vada fatta e ognuno di noi deve fare lo sforzo di porsi le domande di cui dicevo prima. Allora, un'altra cosa, professor Blangiardo, il mondo dei giovani e la statistica, cosa mi racconta? Beh, il mondo dei giovani, allora, i giovani ormai sono presi un po' tutti dai dati, no? L'informazione, cioè il dato è informazione, l'informazione corre velocemente, i mezzi di comunicazione attuali sono ovviamente capillari, tutti ne dispongono e in qualche modo li utilizzano. Quindi c'è una rete di informazioni che gira. I giovani qualche volta, secondo me, sono poco informati rispetto ai miei discorsi di prima, cioè non hanno la capacità ancora di riuscire ad avere quel senso critico che invece, come dicevo, sarebbe importante. Cioè non devono bersi tutto. Devono essere in grado di raccogliere le loro belle informazioni, interagire con gli altri giovani o con gli altri con cui interagiscono e nel momento in cui però hanno dei dati, hanno delle informazioni, saper selezionare quelle che sono le fake news, no? Quelle cose dette tanto per dire, da quelle che sono invece le vere conoscenze e quindi che arricchiscono il bagaglio di conoscenza individuale. Ecco, questo attraverso i dati statistici che hanno l'oggettività del numero spesso, quindi i numeri non si discutono, però non si discutono e si devono accettare e valorizzare i numeri veri, quelli che hanno dietro un'informazione che ci trasmettono. Ecco, i giovani secondo me hanno ancora bisogno di imparare molto da questo punto di vista e soprattutto non devono spaventarsi dicendo ma la statistica è una roba che è matematica, è una cosa complicata, è difficile, eccetera. Ecco, bisognerebbe che ci fosse un'attenzione, una cultura statistica che aiuta ad avvicinare al mondo delle statistiche, del dato quantitativo, non solo i giovani, probabilmente anche i meno giovani, perché anche loro rischiano di venire indotti in inganno da informazioni false.
E mi fa piacere, professor Blangiardo, che abbia spiegato molto bene l'attenzione che dobbiamo mettere e l'ascolto, come dico sempre, quando danno i numeri, perché poi ci fanno dare i numeri, perché non li cambiamo questi numeri, ognuno dei propri numeri conforme la fonte dalla quale li apprende. Allora io saluto il professor Giancarlo Blangiardo, già presidente ISTA, che è stato con noi, che ci ha spiegato molto bene. Ricordatevi che noi siamo a scuola, la mattina dobbiamo apprendere, dobbiamo essere informati, capire e studiare, perché anche i numeri sono importanti. Grazie professor Giancarlo Blangiardo di essere stato con noi, buona mattinata e buon lavoro ancora. Grazie, grazie. Pubblicità. Sono un tipo difficile. Vorrei trovare il mio tipo. Sono un tipo speciale. Chissà dov'è il mio tipo. Sono ancora alla ricerca del mio tipo. Ogni anno in Italia 1800 persone sono alla ricerca di un tipo speciale. Tipo te? Per chi è in attesa di trapianto di midollo osseo, solo una persona su 100.000 è il tipo giusto. E quella persona potresti essere tu. Iscriviti al registro donatori. ADMO, donatori di vita. E saluto veramente con grande affetto Paola Baiguera da Brescia, vicepresidente Associazione ADMO Veneto, Associazione Donatori Midollo Osseo. Grazie veramente di essere qui con noi per capire ancora di più, ma saluto anche un altro gradito ospite che è Simone De Vito, dottorando presso Tor Vergata in Economia e Finanza, giocatore di Serie B1 di tennis tavolo che noi abbiamo già conosciuto. Mi fa piacere rivederti, veramente grazie, perché noi vogliamo sentire anche i giovani, ascoltare i giovani, vero Baiguera, che sono il nostro futuro. Allora io partirei proprio da te, Simone, proprio dalla donazione. Cos'è per te la donazione? Abbiamo sentito veramente il professor Gerosa, questo cuore artificiale che aiuterà moltissime persone a sperare di riuscire a fare un'altra vita, non ci saranno più liste d'attesa. Questo merito anche alla scienza, alla tecnologia, alla ricerca. Se si investe vediamo i frutti, però ci vuole sempre la persona umana poi, questa persona con la passione di tanti lavori. Prego De Vito. Beh, il dono è qualcosa di importantissimo, la vita stessa penso sia un dono per noi e soprattutto al giorno d'oggi in cui diciamo manca molto il concetto della gratuità e della gratitudine, il dono penso sia qualcosa che debba ritornare a far parte della nostra cultura. No, se vediamo, non so, oggi su Amazon tutto a un prezzo, tutto è facile e subito. E invece appunto il fatto di dare qualcosa di gratis è venuto un po' meno, ecco, penso, negli ultimi anni. E è una cosa molto bella, che apprezzo molto. Ascolta Simone De Vito, ma quando vi ritrovate tra di voi, tu fai parte anche del mondo dello sport, ne parlate di queste cose? Cioè sono cose che vi intrigano, che volete conoscere, che volete sapere, oppure fate fatica a parlarne perché magari culturalmente anche in famiglia non si è mai accennato, non si è parlato, certe donazioni fanno ancora paura perché non si conoscono? Cosa ci racconti? Se ne parla pochissimo, se ne parla davvero poco, soprattutto tra noi giovani. E penso che sia dovuto a una mancata informazione. Probabilmente se avessimo maggiori informazioni a riguardo saremmo più propensi a queste cose. Ha sentito Baiguera cosa ha detto Simone De Vito? Come commenta e la ringrazio anche per questi video che ci ha portato. Prego. Grazie a voi dell'ospitalità e ringrazio Simone perché è il cuore della nostra attività. Come ADMO siamo presenti in tutta Italia e ci spendiamo ogni giorno per cercare di sensibilizzare al dono. In particolare le giovani generazioni che sono sempre più bombardate da tantissimi messaggi e come diceva Simone forse il dono viene rilegato solo ad una sfera molto personale e quando ci capita una storia nella nostra sfera magari familiare. Quindi siamo toccati e siamo scossi anche da quella che è l'informazione del dono,
solo se ci tocca personalmente o se ci sono delle grandi storie che colpiscono l'opinione pubblica, quindi magari con appelli molto vasti. Quello che invece cerchiamo di fare noi come attività quotidiana da oltre 30 anni, come le tante associazioni del dono che ci sono su tutti i territori, penso ad esempio al dono del sangue, che è quello più famoso e più importante ovviamente. Ecco, quello che dicevo che facciamo è cercare di entrare in tutti gli ambiti giovanili per andare a parlare di dono in una maniera semplice ma anche molto dettagliata, per andare a togliere gli equivoci, le false informazioni, le paure, perché ad esempio nel nostro caso quando parliamo di donazione di midollo osseo c'è sempre una paura e un equivoco fondamentale per capire innanzitutto che cosa sia il midollo osseo e che cosa voglia dire donarlo. Però è stato molto chiaro Simone De Vita, ha detto forse se ti informate di più, se conoscessimo di più, anche noi forse faremo un passo in avanti. Il problema è che mi sembra che tante associazioni di volontariato, anche quelle più forti, lei ne ha citato una, l'Avis, ma io potrei citare l'AIL e tantissime altre come la sua, forse non riusciamo a intrigare abbastanza i ragazzi, cioè la lezioncina in classe la sentono, che è diverso da ascoltarla, la sentono ma poi se la dimenticano facilmente, perché a mio avviso, e qua vorrei sentire anche Simone De Vito, i giovani vogliono essere protagonisti, sono molto sensibili e vogliono conoscere a fondo. Perché non si avvicinano al mondo del volontariato in generale? Perché non si fidano, li abbiamo troppo fregati. E quello che sta succedendo anche adesso in questi giorni, quello che abbiamo sentito. E allora dove si rivolgono? Si rivolgono più all'ambiente, si rivolgono più agli animali, però in caso di necessità, di un'emergenza, questo giovane parte con gli strumenti che ha e cerca di dare il meglio di se stesso. Cosa dici Simone? Forse dobbiamo intrigarvi di più, coinvolgervi di più, perché voi volete essere i protagonisti, sbagliando, ma essere protagonista. Prego. Assolutamente. Io diciamo nel tempo libero svolgo l'attività teatrale e recentemente abbiamo fatto questo spettacolo che si chiama La vita è, che appunto parla di queste due ragazze che a seguito di una serie di vicissitudini, una è costretta ad abortire, l'altra invece decide di tenere un figlio nonostante neanche conosca il padre. Comunque storie molto belle. E io nel momento in cui recitavo in quello spettacolo, gli argomenti trattati li ho sentiti molto più vicini a me e ho avuto modo di ragionarci molto più profondamente. Cioè cercavo di calarmi appunto nella parte e mi chiedevo come reagirei se mi succedesse veramente. Quindi ho avuto modo di rifletterci molto di più e di sentire questi concetti più miei. Quindi ad esempio il teatro mi ha aiutato in questo. Quindi è proprio viverlo quasi come se l'avessi vissuto in prima persona. Perché eri protagonista? Sì, diciamo io avevo poi il ruolo peggiore, che era appunto un marito violento che maltrattava appunto la ragazza, e questo mi ha fatto ancora, diciamo, rifletterci ancora di più. Sentiamo come commenta Baiguera, prego. No, è verissimo, il rendersi protagonisti di un gesto straordinariamente banale è uno dei nostri motti, cioè il fatto di riuscire a dare le giuste informazioni, riuscire ad arrivare ai contesti giovanili e a smuovere i ragazzi verso il dono. Noi lo abbiamo visto in particolare dopo il Covid, dove ci siamo dovuti reinventare un modo di approcciare tutto il mondo, perché col blocchi che avevamo avuto in ogni ambito anche le donazioni avevano subito un arresto pesantissimo. Anche perché noi parliamo di dono, ma dobbiamo ricordarci che il dono coinvolge una persona che è in attesa di una sacca di sangue, è in attesa delle cellule del midollo osseo. Quindi dall'altra parte c'è un argomento assolutamente difficile, doloroso, che non sempre riusciamo ad adattare ad ogni contesto. Quello che però ci siamo dati come input e che sta riscontrando molta attenzione positiva è il fatto di proporre subito ai ragazzi che sensibilizziamo la possibilità di rendersi protagonisti
di diventare donatori con un semplice prelievo di saliva. In Veneto nel 2023 siamo riusciti a svolgere in tutte le province degli eventi outdoor, li chiamiamo così, quindi non per forza presso i centri trasfusionali, che già di per sé magari fanno paura, ma siamo riusciti a scendere in piazza, andare nelle scuole, andare negli eventi sportivi, avvicinare la fascia d'età 18-35, che per noi è quella veramente vitale, perché i nostri donatori di midollo osseo rientrano in una range di età tra i 18 e i 35 anni, e oltre a illustrare, spiegare che cos'è il midollo osseo, abbiamo proposto la possibilità di fare subito la tipizzazione, che si tratta di un prelievo di saliva che permette alle nostre cellule di essere inserite in una banca dati e venire confrontate con quelle dei pazienti in attesa di un trapianto di midollo osseo. Questi eventi, la possibilità di un approccio semplice come lo sputo, scusate ma si tratta di questo, di poca saliva, ci ha dato veramente l'input per poter fare la differenza, e in Veneto nel 2023 si sono tipizzati, cioè sono diventati donatori potenziali di midollo osseo quasi 5.000 giovani. E queste dovrebbero essere le notizie che passano e che danno veramente questo input e queste buone vibrazioni positive di cui tutti abbiamo bisogno. Un po' come l'esempio di Simone che dice: mi sono reso protagonista di un gesto banale perché magari al teatro non ci pensavo e invece mi ha illuminato un cammino, mi ha fatto accorgere di argomenti che magari prima non avevo mai neanche pensato di approfondire. Simone, hai sentito quello che ha detto Baiguera, ma la mia domanda è questa: tu conoscevi questa realtà con la quale ti confronti questa mattina? Tu conoscevi questi numeri che ha dato la vicepresidente di ragazzi che hanno aderito a questo sputo, come lo chiama lei, che è una semplice analisi della saliva per cercare poi di diventare donatore? Lo conoscevi? Ne avevo sentito parlare, ma non avrei mai immaginato che ci fossero già 5.000 giovani che donano il midollo osseo in Veneto, solo in Veneto. E diciamo, già sapere che ci sono altre 5.000 persone che lo fanno, diciamo, mi farebbe sentire più sicuro, mi fa sicuramente sentire più sicuro e mi toglie un po' di paure. Ad esempio, io sinceramente non avevo mai pensato di donare. Appunto il fatto che ci siano molte persone che lo abbiano già fatto mi fa pensare, perché no, allora lo posso fare benissimo anche io. Guarda, ti ringrazio veramente Simone, sono onorata di averti ospite. Io avevo già conosciuto Simone, so quanta sensibilità c'è all'interno di questo ragazzo, l'emozione che riesci a suscitare se gli parli di diversamente agili, se gli parli di fragilità. E noi questi ragazzi dobbiamo prenderli per mano, Baiguera, dobbiamo cercare di coinvolgerli. Ha sentito, ma sai il dramma secondo me qual è? È che non ci conosciamo neppure tra associazioni, non ci mettiamo in rete, non ci facciamo conoscere anche da questo giovane che magari avrebbe piacere di capire, e non isolarsi, fare le cose da sole, ma tutti assieme, dove ognuno può scegliere, può vedere, può provare. Siamo troppo divisi, troppo frastagliati e diamo delle notizie che non sempre arrivano a questo giovane che avrebbe voglia anche di capire. Cosa dice Baiguera? Forse dobbiamo fare più rete anche tra di noi, esporci di più, essere più visivi. Ma io ho provato, sa Presidente, sa che fatica? Perché i grossi non vogliono saperne, vogliono ognuno rimanere nel proprio campanile, come se gli togliessi il trono di torno, oppure politicamente sono appoggiati, perciò chi se ne frega degli altri. Io sono a posto, ho la politica che mi protegge, siamo a questi livelli, ma non centriamo l'obiettivo se andiamo avanti così. Noi dobbiamo fare rete tra di noi. Ecco, cosa ne pensa? Assolutamente sì, riuscire a fare rete tra associazioni è vitale per noi. Le dico che altrimenti è proprio una guerra fra poveri, come si suol dire, perché le associazioni del dono non possono farsi le scaramucce per rubare i 10 minuti di intervento, dai troppo spazio al sangue, dai troppo spazio al midollo, dai troppo spazio agli organi.
Stiamo imparando, e questo è bellissimo perché mi permetta di dirlo, in Veneto stiamo siglando davvero tante convenzioni, ultima quella con Avis Veneto, ma le abbiamo siglate anche con la FIDAS, abbiamo bellissime collaborazioni con l'AIL. Ovviamente succede magari un po' a macchia di leopardo sul territorio, ma sono tutti spunti per allargare le esperienze da una provincia all'altra e cercare di arrivare ad una collaborazione efficace sul territorio, perché il passaparola del valore del dono, e come diceva lei prima, non solo il dono di una parte di sé, ma anche il dono del proprio tempo, dei propri talenti, il fatto solo di mettersi a disposizione e trovare nuove idee per arrivare a sensibilizzare sempre più giovani. Quindi ADMO crede tantissimo in questa collaborazione a livello nazionale, e a livello nazionale le collaborazioni le potrei citare dal CONI, quindi nell'ambito sportivo, al MIUR, il Ministero della Pubblica Istruzione, proprio per poter fare dei progetti specifici per proporre a tutte le regioni di contattare i provveditorati e poi entrare nelle scuole superiori, andare a parlare con questi ragazzi, perché il primo passo è la giusta informazione. Siamo bombardati di informazioni da tutte le parti. Lo sport nazionale è parliamo, commentiamo, diciamo la nostra, quindi anche su qualsiasi notizia ciascuno si sente titolato di dire la propria opinione, che per certi versi è giusto così. Però quando si entra in un ambito magari di dono o di informazioni anche scientifiche che è importante siano corrette, proprio per togliere quelle paure, ad esempio, a cui ha accennato Simone. Simone dice, ecco, il fatto di sapere che 5.000 giovani si siano iscritti e si siano proposti per diventare donatori potenziali di midollo osseo già mi rassicura. Il fatto è che dovremmo anche sapere che in Italia ogni anno si ammalano più di 1.800 persone che hanno bisogno magari di un trapianto di midollo osseo e che nel registro italiano nazionale sono quasi 500.000 le persone a disposizione, ma la compatibilità è di 1 a 100.000. Quindi i conti non tornano e la nostra è una vera e propria corsa contro il tempo. È vero, però Paola Baiguera, e io gliela dico in anteprima, speriamo che qualcuno non me la freghi, perché copiare dal Mirella è molto facile, cercherò di fare proprio questo in tarda primavera, mettendo assieme le associazioni e Villa Margherita Inclusiva, prima per conoscerci tra di noi, perché non ci conosciamo assolutamente, pochissimo, secondo per far capire che non devono esserci campanili, né politici né economici, perché qualcuno sta mirando anche a questo e non va bene, ma soprattutto per far capire che dobbiamo centrare l'obiettivo, che è quello di arrivare a questi ragazzi, a queste persone che vogliono essere intrigate, che vogliono conoscerci, che vogliono anche provare. Allora io farò questa esperienza, anzi se lei mi aiuta anche con la sua associazione gliene sarei molto grata, cercando di far capire l'importanza del volontariato, di quello che facciamo, perché non è così chiaro e non siamo così certi che l'abbiano ancora capito. La dimostrazione è Simone De Vito, che sicuro non è l'ultimo della classe, anzi, che si è orientato verso il teatro, ma che vorrebbe fare anche qualche altra cosa, qualche altra donazione, ma aveva paura, non conosceva. Allora quanti ragazzi rappresenta in questo momento De Vito? Prego Simone. Sì, ha detto molto bene prima la dottoressa riguardo al fatto di aiutarsi l'un l'altro. Io questa cosa dell'unione mancante la vedo molto nel tennis tavolo, dove in Italia ci sono diverse società, e se guardiamo il contesto veneto ci saranno circa una 30-40 associazioni in cui si pratica tennis tavolo, ed è incredibile come tutte queste società non riescano ad unirsi l'una con l'altra. Ogni società deve essere quella che primeggia sull'altra. Ho sentito storie di ragazzi piccoli, super talentuosi, la cui società non lasciava andare ad allenarsi in un paese vicino, perché poi se no il ragazzo sarebbe andato a giocare nell'altra società, e questo tutto ai danni del povero ragazzo che magari si trova costretto a giocare sempre dalla stessa parte, allenarsi magari anche con persone meno brave. E secondo me il problema è proprio questo, cioè questa ostinazione a primeggiare, ad essere sempre il primo della classe, e invece ogni tanto magari un po' di
di umiltà, chiamiamola, servirebbe a unirci gli uni agli altri. Questo era ciò che volevo aggiungere a ciò che aveva detto la dottoressa. Ha sentito cosa ha detto Simone, l'importanza delle parole di Simone, che ha centrato l'obiettivo, che Simone sa che anche il mio, quanta fatica tu hai toccato con mano, sia a Villa Margherita Inclusiva, sia all'Ippodromo Sport Senza Barriere, ma quando la politica ti mette i paletti non ce n'è per nessuno, perché cercano di escludere, oppure, come dice Simone, cercano di fare loro quello che stai facendo tu per avere la visibilità, perché se vengono con te non hanno più la visibilità. Ma non arriviamo proprio a questi ragazzi che magari avrebbero anche voglia di intraprendere anche altre discipline, conoscersi. Prego Paola. Sì, il fare squadra proprio, il fare squadra per andare avanti compatti, quindi quello che può essere il coinvolgere un ragazzo di un comune che quindi va ad allenarsi da una parte piuttosto che dall'altra, o piuttosto il fatto di avere i donatori di sangue che vengono informati su quella che è la donazione di midollo osseo. Credo che l'argomento di oggi si possa applicare un po' a tutti gli ambiti ed è quello che accennava Simone fin dall'inizio. L'individualismo che purtroppo ci attanaglia, questa voglia di metterci in evidenza noi come singoli, non aiuta il fatto invece di lavorare in squadra, di fare network, di valorizzare il fatto che quello che fa bene uno lo posso vivere anch'io, lo posso abbracciare come esempio, lo posso condividere per arrivare a un obiettivo comune di sensibilizzare, di lavorare meglio in squadra, di formare meglio questi ragazzi che, ripeto, sono bombardati ogni giorno da tante informazioni, e invece a volte basterebbe diminuire le informazioni ma darle in maniera più corretta, più centrata rispetto a quello che è il nostro obiettivo. Quindi assolutamente l'esempio del tennis tavolo si può adattare anche a quella che è l'attività delle associazioni di volontariato. Noi ci stiamo provando, è un esempio che stiamo cercando di portare nel nostro piccolo, ripeto, in tutto il Veneto, e ADMO lo fa in tutte le regioni, perché ADMO è presente in tutte le regioni d'Italia, e il lavoro proprio di condivisione, di appoggio, di fratellanza con le altre associazioni è per noi vitale. Aggiungerò, è un dettaglio che diciamo sempre, siamo forse l'unica associazione che spera di chiudere il prima possibile, nel senso che noi di ADMO cerchiamo di dare le informazioni su che cosa sia il midollo osseo, che si tratta poi di cellule, le nostre cellule all'interno delle ossa che producono ogni giorno il sangue, quindi un aspetto scientifico non conosciuto ma molto importante, direi vitale. Ecco, siamo l'unica associazione che speriamo di morire, di chiudere i battenti il prima possibile, perché ci basterebbe che le persone già sapessero che cos'è il midollo osseo, ci basterebbe che le persone sapessero come si dona il midollo osseo, che si dona con una donazione molto simile a quella del plasma, che quindi è un qualcosa che viene fatto in totale sicurezza per il donatore, esattamente come per i donatori di sangue. La salute del donatore non viene mai messa a repentaglio. Ecco, una serie di informazioni che quando riusciamo a condividerle con i ragazzi ci rendiamo conto che è un qualcosa di straordinariamente semplice, e in un mondo ideale non servirebbe neanche un'associazione di volontariato dedicata a questa sensibilizzazione, perché basterebbe che le informazioni fossero già trasmesse a questi ragazzi, che crescessero già nell'ottica di conoscersi, sapere che quando si sta così bene da poter donare ad altri una parte di sé e continuare a stare bene, beh, ci guadagniamo tutti. È esattamente come la donazione di sangue, perché la prima cosa per i donatori di sangue è donare il sangue periodicamente, è anche uno strumento per tenere sotto controllo la propria salute. E quindi è davvero un fare squadra per un unico messaggio di dono a favore di tutti e non a favore di un'associazione che, va bene, se aggiungo un numero io sono contenta, ma l'obiettivo finale è quello di aumentare il numero dei donatori per le persone che sono in attesa di rinascere. Però a mio avviso direi, Presidente, che dovremmo fare un passo in avanti anche culturalmente, dove iniziare fin da piccoli a parlare di queste cose, perché i bambini sono curiosi. Non a caso io cito sempre il perché fin da piccoli che chiedono, perché vogliono sapere, vogliono capire perché sì e perché no, e se tu glielo spieghi loro sono attenti. Ieri ho avuto il direttore generale della Fenice, il dottor Harry,
che ha spiegato molto bene, cioè conoscere la lirica, conoscere il teatro, si deve iniziare anche da piccoli, giocando, coinvolgendoli con le maschere, e un po' alla volta questo bambino si avvicina. Però mi sembra che siamo molto lontani, nelle scuole si parla poco di questo, se voi non entrate, e poi con grande fatica a volte, perché bisogna trovare anche il dirigente sensibile, quello che ha capito che oltre alla didattica ci sono altre cose che possono coinvolgere ed emozionare questi ragazzi, perché dobbiamo anche emozionarli. Ma si fa poco o sbaglio? Cosa dici, Simone? Sì, la dottoressa ha usato una parola bellissima, cioè un obiettivo comune. Ognuno invece solitamente ci abituiamo a prefiggerci degli obiettivi singoli, individuali. Se invece, appunto, come dici tu, Mirella, culturalmente ci abituassero a ragionare in base a degli obiettivi comuni, cioè un obiettivo che non vada solo bene a me ma che vada bene a tutta la collettività, vivremmo in un mondo sicuramente migliore. Cioè, tutti i bambini, quando gli chiediamo cosa volete fare da grandi, no? Ognuno magari si vede il primo in qualche posto di lavoro, aspira al lavoro bellissimo per essere sempre magari quello con più soldi, ecco. E culturalmente manca proprio questo approccio all'obiettivo comune, a ragionare non solo in una logica egoistica, ma in una logica che vada ad aiutare anche gli altri. Allora, Baiguera come commenta? Pensa, Simone, anzi ti dico una cosa, io ho avuto un cardiochirurgo, ma non solo lui, che lui ha detto che a 6 anni lui sapeva già che sarebbe diventato cardiochirurgo. Lui aveva già le idee chiare. Ma il bello è poi che ho chiesto ad altri, e anche altri mi hanno detto, io avevo già le idee chiare a 6 anni, a 8 anni, a 10 anni, di quello che sarei diventato. Allora vogliamo capire che forse dobbiamo intrigare di più questi ragazzi, forse anche Baiguera, ascoltarli di più. Ecco, un comune obiettivo è quello che loro vogliono, però vogliono essere anche protagonisti. Lui è stato protagonista nel teatro, adesso vediamo se riusciamo a mandare anche qualcosa, ma nel protagonismo lui ha capito l'importanza di calarsi nelle vesti di quello che interpretava e capire il perché. Ecco, adesso sono io che devo fare questo e lo devo sentire. Prego. Assolutamente sì, guardi, io riporto gli esempi dei nostri eventi più recenti che sono avvenuti e che avvengono quotidianamente. Quando andiamo a scuola e riusciamo, come dicevo prima, a portare quei tamponi salivari e una classe intera per 20-30 persone decide di diventare donatori, questo per noi è effettivamente la dimostrazione che quando si fa gruppo e c'è l'obiettivo comune di questi ragazzi che condividono le informazioni e capiscono che non c'è niente di pericoloso e che c'è solo da guadagnare, perché tra l'altro non lo abbiamo detto, ma la donazione arricchisce in primis chi dona. Le testimonianze dei donatori sia di sangue che i donatori effettivi di midollo osseo è davvero arricchente. Anche solo ascoltare le testimonianze dirette di chi dona ti fa venire voglia di in qualche modo informarti, e sono tantissime ad esempio le persone che per qualche motivo medico, personale, non possono diventare donatori ma sposano il progetto della donazione e diventano dei veri protagonisti a livello di volontariato attivo. Ecco, quindi voglio anche portare l'esempio positivo di quello che noi viviamo nelle esperienze di tutti i giorni. Noi ieri eravamo a Verona, presso la caserma Duca, un intervento di una mezz'ora di una ragazza che ha ricevuto il trapianto di midollo osseo, e si sono tipizzati, cioè sono entrati nel registro 71 ragazzi in un paio d'ore. Ecco, questo è l'esempio positivo che noi vogliamo portare, che davvero ciascuno, se si informa e se conosce le giuste informazioni, può fare la differenza. Allora adesso io intanto vorrei mandare questa locandina, ma non per mandare la locandina che ha mandato De Vito. Vediamo la locandina se riusciamo a vederla. Ecco, è una locandina che è stata fatta nel 25/11/2023, ma questa locandina sarà riproposta in altre date
perché ha avuto successo, lo spettacolo è stato capito. Cosa ci racconti, Simone? Com'è andata? Ecco, e cosa proporrete nel 2024? Perché tu, oltre a essere sportivo, ti sei anche accorto che c'era qualcos'altro dentro di te dove potevi veramente avere un'altra storia, un altro obiettivo, che è il teatro. Pensa a te, sportivo e teatro, questo grande ragazzo. Quanto alto sei, Simone? 1,95. Avete capito perché lo dico? Questa delicatezza d'animo sul 1,95 m, la sensibilità. Prego, Simone, poi vediamo anche le immagini dello spettacolo, vai. Allora, lo spettacolo è andato molto bene, era dentro il Museo di Santa Caterina a Treviso. E è stato davvero, abbiamo avuto 3 partecipazioni, 2 la mattina con delle classi dei licei di Treviso e poi una la sera in cui era aperta a tutto il pubblico. E tutti sono stati molto contenti, è andato tutto benissimo. E, è stato molto sentito, abbiamo ricevuto anche il vescovo di Treviso la sera e anche lui ci ha fatto molti complimenti. E sarà riproposto poi già il 4 febbraio all'interno delle scuole di Montebelluna e poi le prossime date sono ancora da decidere. Ecco, faccele sapere perché sai che io ti sono vicina, prego. Assolutamente. Il teatro è qualcosa davvero di bellissimo. Innanzitutto è divertente perché ti fa vivere appunto delle emozioni che nella vita quotidiana non provi assolutamente, e poi ti fa capire tanto delle persone, in senso, interpretando qualcuno diverso da te riesci a capire cosa sia credibile o meno di quel personaggio e di conseguenza questa logica poi la applichi anche nella vita di tutti i giorni. Queste sono le cose che mi piacciono di più del teatro. Ascolta, Simone, adesso devo farti anche questa domanda, è d'obbligo quasi. Cosa ne pensi di questi ragazzi, di questi femminicidi, di questi uomini, ormai non c'è età, ecco, di queste donne che non si sa neanche perché non ci sono più, senza motivi apparenti, questo dottor Jack e Mr. Hyde. Ecco, cosa ne pensi? Ne parlate, vi confrontate con questi numeri agghiaccianti che abbiamo aperto il 2024 non di sicuro bene. Prego, Simone. Io davvero in certe situazioni non riesco a capire bene in che direzione stiamo andando. Appunto, da una parte sento parole bellissime della dottoressa Paola che parla di donazione e poi dall'altra parte si vedono questi avvenimenti di femminicidi. Io appunto nello spettacolo interpretavo la parte di questo marito violento e davvero ho avuto all'inizio molta fatica a interpretarlo perché è qualcosa davvero di terribile. E non riesco davvero a capire, a concepire certi comportamenti. Probabilmente è sempre anche quello di cui parlavamo prima, questa voglia di primeggiare, questa ossessione a prevalere sull'altro che poi porta addirittura all'uccisione. Ma soprattutto anche alla mostruosità, cioè non una o due coltellate, ma 20, 15, 20 coltellate, sfigurato il corpo, sfigurato il volto. Ecco, qualcuno dice tutto premeditato. Ecco, fate fatica a capire che potrebbe essere anche un vostro amico, il vicino di casa. Ecco, dovete mettervi in gioco anche voi, perché noi ce la mettiamo tutta, siamo in prima linea, ma adesso dovete metterci anche voi. Abbiamo sentito questi ragazzi che dopo quello che era successo con un femminicidio hanno fermato questo uomo che stava colpendo questa donna, questa moglie, anche diversamente giovane, e fortunatamente sono intervenuti, ma proprio per il parlarne, perché avevano sentito. Ma fino adesso dove eravate? È difficile. Io certi comportamenti appunto non riesco a concepire da cosa derivano, qualche magari trauma passato, interiore. In questi casi io penso che non sia neanche qualcosa di culturale, perché penso sia qualcosa più legato proprio all'individuo, perché alla fine il male esiste, persone cattive ce ne sono. Non riesco bene a spiegarmelo, ecco.
Senti Simone, la parola patriarcato che la sorella di Giulia, Elena, ha gridato, questo patriarcato che ancora c'è, che dobbiamo combattere, lo senti, è vero secondo te oppure è una cosa diversa? Allora, io penso sempre che sia... dipende dal punto di vista. Ad esempio io nell'ambiente in cui vivo, io adesso sto facendo un dottorato qui a Roma, e nell'ambiente in cui sono io non noto alcun tipo di patriarcato, ma probabilmente perché le persone che frequento sono persone altamente stimolanti che non vanno, ecco, diciamo, a pregiudicare, a giudicare le donne. Non so se vivessi in un ambiente culturale diverso questo patriarcato ci sia effettivamente, ma da quello che vedo io non lo sento, ecco, non lo sento. Poi in TV vediamo femminicidi e di conseguenza potrebbe essere dovuto appunto al patriarcato, però per l'esperienza che vivo io non lo sento un fenomeno che, diciamo, che mi riguarda, ecco. Hai fatto bene a spiegarlo perché anch'io la vedo come te, anche se vivo in un paese, io lo chiamo profondo nord perché c'è il profondo sud, ma siamo anche nel profondo nord, tanto è vero che abbiamo i campanili e non riusciamo a fare squadra perché non vogliamo veramente fare rete, questo è un danno enorme. Allora andiamo a vedere anche un altro video che ha portato Admo, andiamo a vedere match Italia-Padova, andiamo a vedere e poi commentiamo. In arte Poiana, ma non solo, perché lui è un grandissimo attore, una grandissima persona, lo devo dire, e non ti sto leccando, no, perché, no. Assolutamente, perché Poiana non lo vorrebbe. Grazie, se ti ho rubato in 2 secondi, ti ringraziamo per questa testimonianza, grazie davvero. Tanto complimenti a Paola Baiguera per mettersi in gioco, per far capire l'importanza di far conoscere. Prego, e come commenta le parole di Simone De Vita, visto che si è emozionato, arrossito quando ho parlato, ecco, di questi ragazzi, la sensibilità che hanno questi ragazzi, perché è con loro che dobbiamo dialogare, con quelli sensibili, quelli che potranno far sentire la loro voce a quelli non sensibili, anche in merito alle donazioni. Prego. Sì, grazie anche per aver mandato il nostro video, è rappresentativo degli eventi che facciamo in piazza che vi illustravo un po' prima, in tutte le province. Nel periodo di maggio e nel periodo di fine settembre, inizio ottobre viviamo questi eventi outdoor e i giovani sono i protagonisti. Noi ci rivolgiamo alla fascia d'età 18-35 e più giovani sono, più abbiamo una reazione bellissima. Abbiamo ragazzi che neo diciottenni ci vengono a dire: non vedevo l'ora di compiere 18 anni per finalmente diventare donatore. E avete visto queste immagini, gli eventi coinvolgono realtà sportive, realtà teatrali, cori musicali, perché cerchiamo di fare delle attività che veramente tocchino la sensibilità di ciascuno, e con l'occasione di dire venite ad ascoltare in piazza, venite a vivere un'esperienza con noi, ne approfittiamo per dare il messaggio positivo del dono. Questi ad esempio che stanno passando adesso sono i ragazzi della festa di medicina di Padova, che ogni anno abbraccia un progetto, e noi con l'università, con le università del Veneto stiamo facendo veramente dei progetti bellissimi dove gli studenti sono protagonisti. Siamo partiti dalle facoltà di medicina, che è ovviamente per ovvi motivi
scientifici sono quelli più vicini a noi, perché quando parliamo di midollo osseo con i medici riusciamo a parlarci più direttamente, ma davvero le convenzioni che abbiamo siglato con l'Università di Padova, con l'Università di Venezia, stiamo collaborando benissimo con l'Università anche di Verona, ci inorgogliscono per questo spaccato positivo di questi giovani. E permettetemi di fare un cameo su quanto detto prima, sugli eventi che ci toccano ogni giorno. Credo anche che se smettessimo di dare sempre le notizie negative e riuscissimo a darci delle notizie positive, a darci delle energie positive, forse anche questo ci aiuterebbe, perché purtroppo, come diceva Simone, il male fa parte della nostra vita, ma forse riuscire a parlarne in una maniera diversa e riuscire a dare anche un esempio e uno spazio alla positività che abbiamo ci aiuterebbe davvero tanto. Stiamo ancora vivendo lo scotto del Covid, perché non ce lo ricordiamo, ma noi dal 2020 dovevamo uscire tutti migliorati, doveva andare tutto bene, dovevamo uscirne veramente delle persone migliori. Questo non sembra, perché se ci affidiamo solo a quello che ci illustrano le notizie quotidiane è veramente agghiacciante. E questo ci porta in una spirale di negatività impressionante e ne stanno risentendo anche le giovanissime generazioni, lo sappiamo tutti. Ecco, a volte penso che la positività forse potrebbe aiutarci a trovare veramente una spinta in più, e mi riallaccio ancora a quello che ha detto Simone all'inizio. Sapere che ci sono dei giovani che hanno deciso di diventare donatori mi fa pensare che posso farlo anch'io, quindi diamoci degli esempi positivi, parliamo di dono, ed ecco perché anche questo intervento oggi a Sveglia Veneti è davvero prezioso per noi, perché è una possibilità di uno spaccato magari con i telespettatori che non hanno neanche mai sentito parlare di ADMO, di midollo osseo, non sanno neanche esattamente cosa sia, però per una volta si sente parlare di uno spaccato giovanile veramente interessante, dove guardi, in tutte le Presidente, province... nella mia associazione li ho invitati sempre tutti, anche l'ADMO di Treviso, perciò stia tranquilla. Quello che veramente vorrei ringraziare anche Simone De Vito, abbiamo visto, ecco, l'artista, adesso guardiamo lo sportivo, guardiamo queste immagini, ecco la passione, l'importanza dello sport, regole, vediamo le immagini, tennis da tavolo di Vito e sentiamo come ci saluta. Prego Simone, come ci saluti, l'importanza anche dello sport per diventare bravi ragazzi, regole, disciplina, sacrificio. Prego Simone. Volevo chiudere appunto con ciò che, collegandomi a ciò che ha detto la dottoressa Paola, ovvero la positività. E nello sport la positività è la cosa più importante, soprattutto in uno sport così psicologico come il tennis tavolo, in cui i punti, diciamo, si susseguono molto velocemente, quindi è facile perdere anche più punti di seguito. Se uno si lascia abbattere da quei punti persi, perché appunto avviene tutto velocemente, e non riesce a risettare quel mindset positivo, è facilissimo perdere la partita. Uno, nonostante, diciamo, ecco, il punto perso, bisogna cercare di riuscire a mantenere la positività, quell'energia positiva, perché poi appunto è facilissimo ribaltare la situazione. Grazie, Quindi, grazie. Saluto Paola Baiguera, vicepresidente ADMO Veneto, Associazione Donatori Midollo Osseo, che ci telefoneremo, capiremo come fare per fare squadra, ma cercherò di inserire anche Simone De Vito, se vorrà, col mondo dello sport, ecco, con le sue squadre, con i suoi amici, per fare veramente rete, per far capire l'importanza di emozionare anche con le donazioni. Però dobbiamo metterci tutti quanti in rete, le associazioni devono fare più rete, questo lo dico anche questa mattina. Grazie, grazie tantissimo, la posta di Mirella. Grazie a voi. Grazie.